Eccoci collegati, buonasera a tutti, buonasera ai presenti in sala, buonasera a quelli che ci stanno seguendo via internet sul nostro sito, sul nostro canale YouTube, Sardinia Tourism Call to Action, e a quelli che ci seguono attraverso Facebook. A fianco a me ho il piacere di avere Maria Elena Rossi, direttore marketing di Enit, e alla mia destra Gianfranco Fancello, docente dell'Università di Cagliari. Buonasera a tutti. Tutte e due componenti del comitato scientifico, tutte e due artefici di questa ennesima edizione del Sardinia Tourism Call to Action. Siamo alla quarta ed ultima edizione del 2023 e darei subito la parola a Maria Elena per i saluti. Sì, allora grazie di cuore, Lucio, è un piacere essere qui con tanti amici, ma soprattutto con tanti professionisti. E leggere anche come titolo Orizzonte 2034 lo trovo un bellissimo messaggio per il nostro settore. Per noi che ci occupiamo da anni di turismo sappiamo come ci siano stati tanti cambiamenti, però mai come quelli che ci aspettiamo per i prossimi anni, dovuti a così, una lente che ha messo anche il Covid, sicuramente, ma le lenti sono tante, le lenti di ingrandimento che ci devono consentire di osservare con maggiore attenzione e di pianificare nei prossimi anni, perché i cambiamenti si devono, per cavalcarli bisogna anticiparli, bisogna usare i dati e questi appuntamenti hanno fornito un'enorme quantità di informazioni e di dati utili a guardare non solo noi stessi e la Sardegna, ma a guardare anche i nostri competitor e il contesto competitivo che abbiamo. Quindi anche oggi pomeriggio ci sarà un'interessante carrellata di opportunità di ascolto e come Enit noi siamo impegnati soprattutto sui mercati internazionali, sia quelli più classici, maturi, sia quelli da esplorare o su cui riposizionarci o posizionarci. C'è anche lì molto lavoro da fare, credo che la Sardegna debba essere con noi a pieno titolo, ovviamente sulla base anche di priorità di mercato e appunto anche di prospettive di competitività e quindi interessante ascoltare oggi pomeriggio che cosa c'è di nuovo e cosa c'è in questa magnifica regione da raccontare. Grazie Maria Elena, avremo ancora il piacere di averti con noi nel prossimo panel. Gianfranco, due flash su quello che è avvenuto stamattina. Allora, stamattina, intanto sì, saluto tutti, chi è connesso, chi ci guarda. Stamattina abbiamo avuto una bellissima mattina perché avevamo ospiti oltre diciamo, il gruppo di imprenditori, di operatori e di stakeholder che poi ci hanno seguito in questo percorso di 4 appuntamenti con Sardinia Call to Action. Abbiamo avuto anche due classi di una scuola superiore di Sassari che hanno partecipato con noi in un brainstorming e una riflessione sui temi del futuro e sui temi dei percorsi di innovazione che possono portare allo sviluppo di un modello turistico per la Sardegna. Noi li abbiamo stimolati su in che modo avremmo potuto portare degli elementi aggiuntivi al redigendo piano strategico di sviluppo, e devo dire che i contributi che sono arrivati da tutti, lato imprenditori, operatori, lato studenti, sono stati molto interessanti, due per tutti, uno legato ai processi di pianificazione, quindi al ruolo che il processo di pianificazione deve avere, e l'altro a quello dell'innovazione, del quale tra l'altro parleremo proprio oggi, nei quali soprattutto i ragazzi, quindi quelli delle nuovissime generazioni, erano molto curiosi per capire in che modo le nuove tecnologie possono integrarsi e aiutare a sviluppare progetti legati al turismo. Maria Elena, interagire con i ragazzi, con una scolaresca è sempre stimolante. Oggi ci hanno fatto qualche domanda, a volte anche un po' ingenua, però interessanti, no? È venuto fuori qualcosa di particolare. Trovo proprio di sì, come dici tu, tanta energia, ma anche una consapevolezza che dobbiamo imparare a dialogare con loro. In particolare io ho lanciato un po' una sfida, no? Di attrarre
e di avvalerci di un grande evento, dei grandi eventi come acceleratori proprio dei processi di pianificazione. Questo l'ho vissuto alle Olimpiadi a Torino, lo abbiamo visto su Expo 2015 a Milano ed effettivamente credo che potrebbe essere una bella sfida per la Sardegna, e un ragazzo ci ha stimolato facendoci entrare nel loro mondo, e il loro mondo è molto ovviamente quello delle piattaforme digitali, e questo ragazzo ci ha proposto perché non portare in Sardegna un evento legato all'e-sport, che è un ambito che a noi forse non è così conosciuto, ma su cui si stanno buttando tutti i grandi player degli eventi sportivi a livello internazionale, e che potrebbe effettivamente anche traguardare, come dire, anche la Sardegna verso, come dire, nuove generazioni, no? Che vivono effettivamente in un mondo che è più ibrido di quello che conoscevamo, e quindi mi è sembrato uno stimolo estremamente utile, anche perché appunto cavalca una realtà anche economica importante e di persone, di un numero di persone enormi, e quello potrebbe accompagnare magari invece un evento più tradizionale, che invece potrebbe posizionare la Sardegna in quegli ambiti che sono legati al turismo attivo e allo sport, che sicuramente stanno nelle corde di questa regione, e già vedono imprese, no? E operatori che si sono lanciati, ma una visibilità e un exposure a livello mondiale darebbe un'ulteriore spinta sicuramente a un ulteriore posizionamento globale. Un tema che ha incuriosito molto i ragazzi stamattina, Gianfranco, è stato il tema della pianificazione, no? Faccio la domanda a tutti e due. Qualcuno si è chiesto, ma il piano strategico serve davvero? La risposta che un po' è arrivata da tutti noi che facciamo pianificazione a diversi livelli è stata unanime, nel senso che abbiamo capito la domanda, perché poi spesso molti ragazzi ci dicevano: ma serve avere un piano se le cose poi anche senza piano vanno comunque avanti, vengono sviluppate? E la nostra risposta in maniera un po' unanime è stata sì, ma il piano strategico serve invece proprio per guidare e per fare in modo che una comunità in senso più ampio, che è fatta di soggetti pubblici e soggetti privati, individui in maniera chiara quella che è la strada da seguire, quindi su quali i target puntare, in questo caso specifico legato al turismo, quindi è molto evidente a cosa ci riferiamo sia agli aspetti, al periodo del turismo di punta, ma anche e soprattutto ai periodi in cui abbiamo i momenti di morbida, proprio perché sappiamo bene che gli arrivi, il turismo in Sardegna soffre di una cosiddetta curva a campana, che è molto alta nei periodi di picco e molto bassa negli altri periodi. E quindi la pianificazione serve proprio per riequilibrare. Come abbiamo aggiunto, però, per fare pianificazione ci vogliono politici e imprenditori coraggiosi, che abbiano il coraggio di scommettere, ma soprattutto che abbiano il coraggio di mantenere quello che hanno definito, perché la vera sfida della pianificazione, il vero elemento chiave della pianificazione è riuscire a poter seguire negli anni quanto poi si è definito nel piano. Spesso molti piani non esitano proprio perché a un certo punto ci si dimentica di quello che sia stato scritto nei piani e si va un po' per conto proprio, ed è questo il grande difetto. Non so se Maria Elena è d'accordo su questo. Sì, ne ho seguiti diversi anch'io, sia a livello regionale che a livello nazionale. Penso che come dire, l'elemento più interessante, se guardiamo ad esempio i piani nazionali, penso 2017-2022, che è stato un piano assolutamente costruito bottom up, perché tu giustamente hai spiegato ai ragazzi la differenza tra top down e bottom up. Credo che se noi guardiamo adesso, dopo così alcuni anni, ci rendiamo conto che ha definito un vero e proprio frame, cioè c'è un certo tipo di linguaggio, ed ha anticipato molto quel piano che oggi è mainstream. Pensiamo al tema della sostenibilità,
che già fu ben espresso e ben articolato, il tema dei borghi che sono come oggetto di importanti finanziamenti, erano parole che forse usavamo poco e anche sono diventate invece oggi un valore, no? Il fatto della sostenibilità, dell'inclusione, dell'innovazione come motori e elementi trasversali del piano. L'altra cosa che volevo evidenziare dell'importanza della pianificazione nel turismo in particolare è che si intreccia con tutte le altre pianificazioni, quella delle infrastrutture, della cultura, dell'ambiente, e quindi come dire, il turismo da questo punto di vista può giocare anche un ruolo ancora più stringente, no? Perché di fatto non può che essere trasversale, e questo rende più sfidante ma anche più interessante nella misura in cui sia lato politica sia lato imprenditori si riesce a dialogare in modo più trasversale, perché non possiamo restare chiusi come dire, in ambito turistico, perché poi il turismo è tutto quello che ho detto prima e molto di più. Esatto, a maggior ragione, infatti stamattina si poneva l'accento sul processi partecipativi, perché poi il piano, qualsiasi esso sia, non è mai un documento statico che io faccio, metto in un cassetto, ma è un processo di evoluzione che si evolve piano piano, che si adegua anche alle mutate esigenze. L'importante è che mantenga sempre lo stesso indirizzo, e i processi partecipativi che coinvolgono dal basso imprenditori, stakeholder, soggetti, operatori e le comunità in generale, serve proprio per questo, per fare in modo che poi il piano si possa adeguare alle mutate esigenze. Sì, assolutamente. Faccio un ultimo cenno, importante naturalmente, perché ho fatto il cenno al 2017-22 perché un po' perché ci ho lavorato, ma anche perché adesso lo possiamo guardare, no? Con un minimo di distacco, e quindi è sempre interessante, no? Chiaramente il Ministero del Turismo, insomma, di recente costituzione, ha approvato in Consiglio dei Ministri, quindi formalmente, questo nuovo piano, che è un piano che riprende in effetti tutti questi elementi fondamentali, si ispira molto all'Europa, perché l'Europa è la nostra cornice di riferimento, al famoso documento che si chiama Transition Pathway for Tourism, e che definisce i pilastri effettivamente della trasformazione green, trasformazione digitale, resilienza come 3 pilastri trasversali. E chiaramente all'Europa guardiamo all'Europa per le risorse perché di quelle abbiamo bisogno, ma soprattutto abbiamo poi bisogno di mettere a terra, e senza una pianificazione non si riesce a mettere a terra. Bene, direi un ottimo inizio. Io e Maria Elena ti lasciamo il palco. Bene. So che hai 2 ospiti particolarmente interessanti. Assolutamente sì, A ho voi. grazie. Sì, grazie Lucio. La prima sessione l'abbiamo intitolata Quale sviluppo? Con un punto interrogativo, e quindi una domanda che poniamo a 2 ospiti che sono 2 amici, poi, quindi mi scuserete se userò un tu molto colloquiale, ma sono persone con le quali insomma, lavoro, insomma, dell'affetto personale. Quindi abbiamo Marco Di Giugno, eccolo qua, che è appunto il direttore dell'area giuridica dell'ENAC, e Massimiliano Cossu, che è board member di Destination Italia. Prego, ecco, qui prendetevi un microfono a testa. E quindi parlare di quale sviluppo per il turismo vuol dire che noi abbiamo chiamato chi si occupa di trasporti e chi si occupa di turismo, e abbiamo chiamato 2 big, come se avessimo Djokovic e Sinner. Poi sta a voi sapere dire chi è Djokovic e chi è Sinner in questo contesto. Perché parte pubblica, quindi ENAC, ente di governo sul trasporto aereo dell'aviazione civile, che ha in mano, si dice più volte, i voli, la questione dei voli, la questione dei trasporti, in particolare ovviamente nel caso di un'isola come la Sardegna, e poi il turismo. Massimiliano l'ho presentato come board member di Destination Italia, ma viene dall'esperienza che ha portato dentro Destination Italia, che è quella di Portale Sardegna, che è stata un'esperienza, devo dire, eccezionale sotto tanti punti di vista, che poi magari ci racconterà. Allora, iniziamo da Marco. Tra l'altro so che hai una presentazione, perché Sì, uno sì. dei temi sui quali le abbiamo chiesto di riflettere: ma qual è uno degli elementi centrali, magari anche un elemento che
può essere anche non immediatamente percepibile, che però ritieni possa essere basilare, sul quale puoi immaginare uno sviluppo anche non immediato per quanto riguarda il tema del turismo in Sì, Sardegna? innanzitutto consentimi di ringraziare dell'opportunità di tornare, diciamo, a casa, perché diciamo, io sono stato 8 anni il direttore ENAC Sardegna, sicuramente qua ci ho lasciato un bel pezzo del mio cuore, perciò sicuramente tornare qua a casa è molto, Certo. molto bello e molto piacevole. Poi devo dire, diciamo, che la valutazione rispetto a quella che è la prospettiva di crescita della Sardegna, comunque pur tornando, diciamo, in direzione generale, comunque è sempre stato, diciamo, al centro, diciamo, delle valutazioni che abbiamo fatto, all'attenzione che abbiamo posto su quanto riguarda le potenzialità di un'isola come la Sardegna. Devo dire che il binomio turismo-trasporti è un binomio inscindibile, cioè non ci può essere turismo se non ci sono i trasporti e viceversa, se non c'è, non ci può essere domanda di trasporto se non c'è pure un'esigenza turistica. Sono due parole che si parlano, non si capisce chi viene prima l'esigenza turistica, l'esigenza di trasporto, ed è qui il famoso dibattito che si apre sulla destagionalizzazione, perché poi 8 anni sono stato qui e 8 anni siamo stati a discutere che cosa fa nascere la domanda turistica, la presenza dei collegamenti o i collegamenti nascono perché c'è l'esigenza di turismo. Perciò, diciamo, poi partendo dall'esperienza che abbiamo avuto in questi ultimi anni legati poi alla pandemia, che ci ha fatto capire questo termine resilienza, ora forse siamo passati da un termine resilienza a un termine di accessibilità. Perciò, puntando molto l'attenzione su questo termine accessibilità, ho fatto diciamo, un po' di ricerca su internet, su quelli di che erano i documenti e le statistiche che la Regione Sardegna aveva fatto in merito alla sua capacità, diciamo, più che altro ai suoi mezzi di collegamento interni. Ho fatto questo tipo di... Vediamo Quello di mezzo, sì, penso di... se riesco a andare avanti le slide, se ci riesco. No. La tecnologia non ci aiuta. Aspetta, chiediamo quello... Pulsante grande, sì. Forse va orientato, allora non va, oppure non so se le governate da lì, e vediamo un po'. Comunque, la ricerca che ho fatto è quella di cercare di utilizzare un po' la Eh. documentazione che era stata messa a disposizione dalla Regione Sardegna sui vari siti istituzionali, sul sito del turismo, sul sito delle infrastrutture, e capire innanzitutto qual era lo stato dei collegamenti interni della Sardegna. Perciò, diciamo, ho fatto una ricerca in merito a quelle che sono, eccoli Ecco qua. Allora, sì, aspetta che rilanciamo, così anche da casa riescono a vedere, oltre che qua si riesce a vedere bene. Prova il pulsante grande. Ecco qua, Ecco qui. E perfetto, perciò, diciamo, mi benissimo. sono imbattuto innanzitutto su questa, diciamo, pagina di Sardegna Turismo, in cui si evidenzia come ci si muove all'interno della Sardegna. E mi sono fermato proprio su queste definizioni. Le strade dell'isola non sono molto trafficate, anche se possono verificarsi dei picchi nel mese d'agosto. Per spostarsi da una località all'altra della Sardegna puoi servirti dei treni e dei pullman, ma se vuoi andare alla scoperta dell'isola in piena libertà, utilizza l'auto, la moto e anche la bici. Bellissimo messaggio, per carità, siamo tutti contenti di poterlo fare, però poi ci scontiamo un po' con quella che è la realtà. Devo dire che questa è, diciamo, la fonte, ci tengo a sottolinearla, per carità, è una fonte del 2006, in cui si evidenzia che il sistema del trasporto pubblico interno alla Sardegna è affidato principalmente alle modalità ferroviarie e alla modalità stradale, pur non mancando alcuni collegamenti marittimi ed aerei infraregionali. Ci tenevo a questa frase di qua perché in quel periodo, 2006, era esistente ancora il collegamento che Meridiana faceva all'epoca tra Olbia e Cagliari. Cioè, per carità, tutti sapevamo che quello era un volo fatto esclusivamente per esigenze operative, però diciamo, nell'esperienza poi maturata, che specialmente diciamo, gli abitanti di Olbia non disdegnavano questo tipo di collegamento perché avevano la possibilità di arrivare da Olbia, perché il volo partiva la mattina presto, arrivavi a Cagliari, andavi a fare tutte le pratiche che avevi necessità di fare senza doverti avventurare poi sulla 131. Prendevi là, ti sedevi sull'aereo, partivi alle 7 del mattino, alle 7 e mezzo eri arrivato a Cagliari, se avevi un'udienza al tribunale a Cagliari alle 9 eri lì, poi avevi tutta la giornata per goderti la città di Cagliari e poi in serata potevi tornare. E questa era una cosa che mi aveva sempre affascinato. Poi, per carità, mi hanno spiegato che dal punto di vista commerciale, se non avevi l'esigenza operativa non reggeva, però
Questa idea mi è rimasta in testa, anche perché se oggi, se qualcuno ha avuto modo di leggere il giornale, c'era il patron il patron di Aero Italia che ha pubblicizzato questa idea di valutare la possibilità di fare i collegamenti interni della Sardegna con i suoi aeromobili. Vediamo se questa è una cosa possibile, economicamente sostenibile, o ci sono delle alternative, perché ripeto, dal 2006 ad oggi il tempo non è passato, c'è stata un'innovazione tecnologica, è cambiato tanto, il trasporto aereo si è evoluto, si è modificato, e vediamo un po'. Qui ho fatto, diciamo, un po' di quelli che sono i riepiloghi rispetto purtroppo alla situazione un po' disastrata di quelli che sono i trasporti interni della Sardegna. Per carità, il dato del 2006 ci diceva che fra Cagliari e Olbia ci volevano più di 4 ore, su questo un po' si è migliorato, siamo arrivati a 3 ore e 40, però diciamo per fare 250 km starci 3 ore e 40 quando va bene, non penso che sia un non mezzo... è concorrenziale con l'auto privata. Esatto, non è un mezzo di trasporto, diciamo, appetibile, diciamo così. Però questo di qua, ci sia il sistema dei collegamenti marittimi interni, diciamo che anche questo rispetto al 2006 ad oggi non è che abbiamo avuto grossi cambiamenti, i tempi sono quelli, i mezzi utilizzati più o meno sono quelli, le navi e i traghetti sono quelli, perciò ripeto dal 2006 ad oggi non è cambiato quasi nulla. Questo è un dato invece del 2019, un dato presentato dal Krenos proprio, mi pare quest'inverno, sì. In cui evidenzia la tempistica, diciamo, per collegare i vari comuni presenti sull'isola. È uno schema che, se confrontato un po' con quelli che sono i dati presenti sul territorio, diciamo, continentale, evidenziano che c'è una grossa difficoltà di movimento interno. La tempistica è veramente non allineata con quelli che sono i standard né nazionali, non parliamo di quelli europei. Perciò sicuramente una criticità c'è rispetto a quelli che sono le esigenze di collegamento. Perché il problema che si pone qual è? La Sardegna è bellissima, su questo non lo mettono in dubbio nessuno. Il turista è contento di venire in Sardegna, però cosa succede? Normalmente le strutture turistiche che abbiamo sul territorio sono un po' dislocate appunto lungo le coste, e per arrivare dall'aeroporto, che poi è la principale porta d'accesso, perché ormai l'aeroporto ha anche soppiantato un po' gli arrivi rispetto alla nave, per arrivare dall'aeroporto o comunque dal porto, perché poi diciamoci pure la verità, aeroporto e porto nella Sardegna sono in città che sono vicinissime, perciò i collegamenti sono sempre quelli. La gente si sposta, arriva alla destinazione turistica, arriva al resort e non si muove più, perché ha paura di doversi immettere in un sistema stradale che non lo aiuta, sistema ferroviario che non ne parliamo, e perciò sicuramente questa colorazione di questa mappa che evidenzia la difficoltà di muoversi all'interno dell'isola sicuramente deve far riflettere un po' tutti quanti. Ma allora la domanda che mi è stata posta, qual è lo sviluppo? Verso che cosa andiamo? Un poco fa ho sentito di pianificazione. Pianificazione non c'è dubbio che sia importante, ma cosa dobbiamo pianificare? Ripeto, io ho fatto l'attenzione su questa parola, l'accessibilità. Noi come ENAC puntiamo molto su questo termine, devo dire che è un termine che stiamo molto promuovendo a livello internazionale, abbiamo partecipato a tantissimi consessi rispetto all'accessibilità, ma su due fronti. Uno, l'accessibilità legato alle disabilità, perché la verità è che l'età media dei paesi ad alto sviluppo si sta sempre più alzando, perciò qui sappiamo negli aeroporti abbiamo un servizio a favore dei passeggeri a ridotta mobilità che avrà un incremento nei prossimi anni, perciò sicuramente sarà un qualcosa da andare a verificare, da andare a supportare, perché anche lì attrarremo turismo, specialmente di una determinata fascia di età, se gli aeroporti e i porti, ma ovviamente il mio punto di vista è focalizzato sugli aeroporti, saranno accessibili. Cioè se il passeggero che ha una certa età, una difficoltà, riesce ad usufruire delle infrastrutture aeroportuali con comodità, sicuramente sarà incentivato a tornare in Sardegna e utilizzare queste infrastrutture. E poi abbiamo, a parte l'accessibilità digitale, che è un altro aspetto. Avete detto che stamattina avete incontrato appunto i nativi digitali. E allora quale può essere uno strumento per fondere accessibilità fisica o accessibilità digitale? Ecco qua, questa è la rivoluzione, almeno dal mio punto di vista è la rivoluzione del mondo dei trasporti. C'è un filmato, non so se può partire... Forse lo governi tu no, non lo so, ci vediamo ai... C'è un filmato per... Aspettiamo che siamo tutti curiosi a questo punto, quindi il filmato lo attendiamo. Perché questa nuova rivoluzione, questo aspetto che darà la possibilità
di aggiungere una dimensione a quello a cui noi siamo abituati a pensare, perché noi il mondo dei trasporti siamo stati sempre abituati a pensarlo su due dimensioni. Dal punto di vista geometrico siamo abituati a vederlo sull'asse XY, esatto. Qui aggiungiamo l'asse Z. Esatto, aggiungeremo quest'altra, significa che avremo altri spazi da utilizzare per poter collegare le nostre città. Chiedo alla regia, non va lì, peccato, quindi ce lo racconti. Sì, questo io ho messo come link il filmato istituzionale di EASA, che è l'Agenzia Europea per la Sicurezza Aerea, che proprio evidenzia il fenomeno Urban Air Mobility e Advanced Air Mobility, un'iniziativa che devo dire che noi come ENAC, su cui siamo stati dei precursori, l'ENAC insieme alla Spagna è stato il primo paese ad avere un regolamento proprio in materia di droni. Poi, dato che il fenomeno è stato sempre in crescita, l'Agenzia Europea ha deciso di avocare a sé questa normativa e ha dato un'ulteriore implementazione. Ora siamo arrivati ad avere a breve sulle nostre teste, che voleranno non solo quelli che abitualmente utilizziamo a scopo ludico, oppure qualche aeroporto illuminato utilizza per fare attività di sorveglianza in pista per le proprie, ha sostituito un po' le ispezioni aeroportuali e infrastrutturali dalle persone alla macchina. E devo dire anche qui un'intuizione sia di EASA ma di ENAC, che ha introdotto la possibilità di inserire determinate procedure nei regolamenti di scalo per poter andare a fare questo tipo di iniziative. Ma poi stiamo sviluppando la consegna dei pacchi. E poi l'ultimo, l'apice, quello che veramente trasformerà il nostro modo di pensare, il nostro modo di muoverci, che sicuramente i ragazzi che avete incontrato stamattina, secondo me lo vedranno, ed è quello della mobilità, dei cosiddetti air taxi. Anche questo non è più fantascienza, in realtà l'aeroporto di Roma, Fiumicino, ADR addirittura ha acquisito una società che si occupa di costruire questi mezzi volanti. La società Volocopter è uno dei più grossi player nel settore, ha già realizzato diversi prototipi che diventeranno realtà a breve. Noi come ENAC ci siamo impegnati affinché sia alle Olimpiadi di Milano e Cortina che per il Giubileo questo mezzo di trasporto diventi realtà, e stiamo già procedendo con testare questi servizi, questi collegamenti. E questo cosa comporterà? Comporterà che cambieremo veramente le nostre abitudini. Vediamo se la tecnologia non mi aiuta. Però cambierà, perché questo modo di trasporto, specialmente in realtà. Se riusciamo a mandarlo avanti magari dalla regia almeno, vediamo cosa. Sì, prego. In realtà come la Sardegna si presterebbero volevo capire, a questo tipo di attività. Perché si presterebbero? La difficoltà più grossa che abbiamo come ente regolatore è quella di riuscire a garantire la safety, cioè la safety intesa come la sicurezza delle infrastrutture delle persone, per poter consentire a questi mezzi di trasporto di muoversi. Perciò qual è la difficoltà più grossa, specialmente in paesi come l'Italia, che ha un'infrastruttura, le nostre città sono molto urbanizzato, è difficile trovare all'interno delle città dei corridoi dove far volare questi oggetti volanti, questi air taxi che saranno. Mentre in realtà come la Sardegna, che sono realtà a scarsa densità abitativa, con infrastrutture molto random, con una densità molto bassa, un tipo di approccio di questo tipo consentirebbe di garantire un collegamento a costi molto più bassi, perciò della serie, se io ho questo strumento posso collegare dei centri più in zone più disabitate a costi contenuti, cioè sicuramente mi costerebbe di meno realizzare un'infrastruttura per accogliere questo tipo di aeromobili piuttosto che andare a fare una strada. E ovviamente anche lì i tempi sarebbero molto più ridotti. La conformazione della Sardegna è un'isola molto montuosa, con difficoltà a realizzare le infrastrutture, perciò l'utilizzo della terza dimensione consentirebbe di avere dei collegamenti più rapidi, più snelli, più veloci ed efficienti. Per andare e poi per sì, il passo a Massimiliano. Qui ho fatto il riepilogo di quella che è la normativa europea, anche qui ormai siamo veramente la realtà, cioè di recente con l'opinion numero 3 del 2023 EASA ha già dato il quadro per sviluppare, si chiamano i cosiddetti voli VTOL. VTOL significa che volano senza che sono più a vista del pilota. Perciò ormai
diciamo, la liberalizzazione di questo tipo di oggetti volanti è realtà. A breve, sulla base di questo opinion di EASA, verrà adottato un nuovo regolamento comunitario che ovviamente sarà legge anche in Certo. Italia, e perciò questo mezzo di trasporto potrà essere utilizzato anche in tutta Europa. Urban Mobility in Italia, che stiamo facendo? Pianificazione. Meglio averlo che non averlo un piano. Noi abbiamo già, anche qui siamo stati precursori, abbiamo avuto il plauso della Commissione europea, abbiamo dettato di quelle che sono le linee guida dell'Advanced Air Mobility, pubblicato un piano 2021-2030 che impone quelle che saranno le nostre iniziative nel settore, e poi abbiamo il piano nazionale aeroporti. Anche qui stiamo lavorando, abbiamo in corso un dibattito con i vari stakeholder, speriamo di poterlo adottare a breve, diciamo, l'impegno del Ministero, perché diciamo, noi, dal nostro punto di vista noi abbiamo già presentato il piano attualmente al Ministero, si spera che entro la metà dell'anno prossimo possa essere adottato con DPR, e lì è scritto chiaramente che l'Advanced Air Mobility sarà uno strumento per collegare città che non hanno gli aeroporti, utilizzando le infrastrutture che sono sicuramente di più facile realizzazione, Certo. una realtà che sicuramente darà un'ulteriore possibilità. Cosa abbiamo fatto? Qui c'è, diciamo, uno schema di quelle che sono, diciamo, le possibilità di Urban Air Mobility e di anche altre, il Regional Air Mobility. Questi sono aerei più piccoli, aerei che vanno ai 9-19 posti, che hanno dei costi più contenuti, sono resilienti con l'ambiente, perché un altro problema che abbiamo dal punto di vista del trasporto aereo è quello della compatibilità, diciamo, del trasporto aereo con l'ambiente. Questi sono tutti mezzi o elettrici, ibridi o addirittura di idrogeno, perciò anche qui trasporto aereo resiliente rispetto a quelle che sono le esigenze ambientali. E vedete che sono mezzi di trasporto che possono raggiungere una velocità media di 180-200 km/h per 4 passeggeri, 9 passeggeri, perciò comincia a essere un mezzo di trasporto che sicuramente deve essere attrattivo ed appetibile. Questo è, diciamo, anche quello che noi abbiamo fatto sul territorio nazionale. Abbiamo tutta una serie di accordi sottoscritti in particolare con la regione, con le regioni. Dispiace che in questo elenco non ci sia la regione Sardegna, ma attualmente abbiamo accordi ovviamente con Lombardia e Veneto per quanto riguarda lo sviluppo in occasione delle Olimpiadi, il Piemonte, perché Piemonte e Campania, che sono due paesi molto all'avanguardia, due regioni molto all'avanguardia dal punto di vista, diciamo, di queste nuove tecnologie al trasporto aereo, Lazio ed Emilia Romagna, con i comuni, con i Croce Rossa. Bene. E in Sardegna E poi chiudo. devo dire che anche qui ci si sta muovendo. Devo dire che più iniziative private. Ho trovato questo articolo pubblicato dalla Nuova Sardegna in cui evidenzia che in questo ambito di sperimentazione, ci tengo a dire, l'Italia è il paese che verrà utilizzato a livello europeo come test per le consegne dei pacchi Amazon. E dico, anche questo è un fiore all'occhiello che c'ha ENAC rispetto alle altre autorità europee. Noi saremo il primo paese in cui Amazon proverà a consegnare i suoi pacchi sulle varie città. E poi abbiamo l'esperienza del DAS, che è un'altra bella realtà che c'è in Sardegna, che utilizzerà l'aeroporto di Tortolì per poter andare a fare sperimentazione e sviluppo. Perciò le opportunità ci sono, e spero tanto che la Sardegna possa essere il prossimo a sottoscrivere l'accordo con l'ENAC per sviluppare queste nuove tecnologie. Grazie Marco. Grazie anche perché ci hai dato un quadro veramente di prospettive e di futuro importante. Aggiungo due cose velocissime prima di dare la parola a Massimiliano, che realmente il tema della mobilità leggera aerea è il tema sulla quale la ricerca sta guardando molto. Io guardo i convegni ai quali partecipo di docenti dei trasporti, ci sono già diverse pubblicazioni su questo tema, sull'impatto dal punto di vista economico, trasportistico, e poi penso a realtà come quella di 3D Aerospazio di Antonio De Pau e altre che poi lavorano proprio stanno basando proprio il loro modello proprio sull'uso dei droni anche ad altri contesti, quindi grazie per averci dato questo tipo di informazione. Massimiliano. Marco ci ha detto dove stiamo andando nel settore dei trasporti, però è partito con una domanda del tipo: è nato prima l'uovo o la gallina, cioè i trasporti e il turismo. Turismo, non apro gli alberghi perché non ci sono i trasporti, non attivo i voli perché non ci sono gli alberghi, perché gli alberghi sono chiusi. Tu sei un grossissimo operatore del turismo, prima in Sardegna con Portale Sardegna, ricordo seconda azienda quotata in borsa a livello sardo dopo Tiscali.
Portale Sardegna è confluita all'interno di un progetto più grande che tu hai contribuito a fondare, che è Destination Italia. Quindi raccontaci un attimo in 2 parole, ma soprattutto raccontaci come vedi la prospettiva, anche tu, quale sviluppo, qual è la prospettiva del futuro per quanto riguarda il tuo comparto, che è il comparto del turismo, in particolare poi magari anche legato al tema dell'innovazione, come Marco ci ha specificato. Sì, allora intanto grazie dell'opportunità. Non credo di essere la persona che hai descritto all'inizio, No, nel no, senso no, che no, sono, no, sono un operaio, sei il un sindaco, operaio no, no, del, no, no, del no, settore, insomma, spero di non deludere le aspettative. Partiamo un po' dalla prima domanda che hai fatto, perché me ne hai fatto diverse abbastanza così cruciali. Gli albergatori dicono ma non ci sono voli. Le compagniere dicono sì, ma gli alberghi sono chiusi. Okay. Uno, ad esempio, dei motivi che ci ha stimolato a creare insieme a Gianfranco e a Lucio Murru dell'aeroporto di Olbia, il Meet Forum, è esattamente questo. Cerchiamo di, Marco, tra l'altro anche tu hai partecipato a diverse edizioni, è chiaramente il sintomo del fatto che c'è una carenza di governance, quindi di un'infrastruttura che ha una visione strategica e che è in grado poi di declinarla in azioni. Il Meet Forum non era altro che un modo, ma cerchiamo di sederci un attimino, di confrontarci con altri paesi, come si comportano in queste situazioni e come gestiscono una destinazione. E devo dire, vabbè, è stato un esperimento che poi, insomma, lo sapete, bellissimo. Adesso è un evento nazionale, adesso il prossimo nazionale lo faremo a Napoli e avrà un risalto veramente importante. L'ultimo l'abbiamo fatto a Stresa. Io non sono il fondatore di Destination Italia. Destination Italia è stata fondata da Last Minute e da Banca Intesa, quindi 2 operatori enormi che hanno avuto la visione appunto di creare un grosso operatore in Italia per creare appunto massa critica nella distribution e alla fine anche di fare una Destination Management Organization a livello Italia, quindi una DMO italiana. Hanno visto quello che purtroppo, devo dirlo, in Sardegna tanti non hanno visto in Portale Sardegna un esperimento di valorizzazione della destinazione che aveva dei livelli di innovazione importanti. E devo dire anche con grande soddisfazione tutto ciò che abbiamo cercato di fare qua, in parte con successo, in parte in progress, lo stiamo replicando con grandi stimoli e con grande forza a livello Italia. La risposta chiaramente alla tua domanda è della domanda che fanno tanti, ma come si fa? Parliamo in particolare della Sardegna, ma perché una destinazione così bella non riesce a decollare? Ci sono tanti fattori. Io dico solo una cosa che dico sempre. Oggi la destagionalizzazione chiaramente ce la scordiamo, si può allungare la stagione, si possono creare nuovi turismi in nuove stagioni, non è più diventata un'opportunità, ma è un'esigenza. Il fenomeno, voi esperti, veri esperti, Antonio e Lucio, confermatevi se si verifica, il fenomeno strategico macro che si sta in questo momento concretizzando in Sardegna è una riduzione in progress della stagionalità che sta comportando una continua riduzione della competitività. Io dico sempre, noi siamo in un mercato internazionale, abbiamo delle destinazioni competitor che offrono dei servizi più o meno simili, queste destinazioni competitor si sono mosse con molto anticipo e hanno allungato la stagione e riescono ad ammortizzare gli stessi medesimi investimenti in una stagionalità più lunga. Questo comporta maggiore capacità di essere competitivi con i prezzi. La Sardegna si sta avvitando invece in un discorso di questo tipo, la stagionalità si sta sempre riducendo, non essendoci nessun organo di governance, i prezzi continuano a lievitare e la stagionalità continua sempre più a ridursi. Quindi in questo momento... Come si ferma questa spirale? Come si ferma? Si ferma intanto dando un'impostazione strategica allo sviluppo, è quello che noi diciamo sempre, è creare nuovi turismi in nuove stagioni. Come si fa? Noi ci abbiamo provato, ci stiamo provando, non solo ci stiamo provando, in alcuni casi ci stiamo anche riuscendo ed è un lavoro
molto certosino, non c'è una ricetta. Noi abbiamo creato la rete dei Sardinia Local Expert, prima rete di operatori turistici in Italia. Oggi ci sono 18 portali Sardinia Point aperti in tutta l'isola. Perché l'abbiamo fatta? Perché ci siamo accorti che per creare nuovi turismi devi avere nuovi attrattori. Questi attrattori non devono essere semplicemente così nell'area, ma devono essere attrattori che hanno delle caratteristiche fondamentali, devono essere fruibili e commerciabili. Quindi anche qua non è quando si parla di dobbiamo digitalizzare gli attrattori, non è più sufficiente, è già passato. Questi attrattori, l'abbiamo anche questo, no? L'abbiamo capito un po' sbagliando, perché tu quando comunque tracci nuove rotte sbagli. Uno degli errori, ad esempio, che abbiamo fatto, non ho vergogna a dirlo, è fare una digitalizzazione a tappetto di tutto quello che serviva. Invece no, occorre fare una digitalizzazione più mirata. Ormai anche il tema delle esperienze è quasi obsoleto. Okay? Le esperienze diciamo da mass market sono ormai diventate uno strumento di upselling per chi viene in Sardegna. Quello su cui dobbiamo lavorare invece sono le esperienze che tirano fuori gli attrattori latenti del territorio, quello che valorizzano gli antichi saperi, gli antichi sapori, tutto ciò che può rappresentare davvero oggi un asset della destinazione. Quindi autenticità. Autenticità, esattamente, che poi è quello che cerca sia la clientela soprattutto di alto livello. Okay? Oggi c'è comunque un trend importante che la nostra società cavalca, che è comunque il settore del lusso. Ora, per dare una risposta così complessiva, vi racconto un po' le strategie che noi stiamo seguendo come società, senza avere la presunzione chiaramente che siano quelle corrette, però il progetto dei Local Expert lo stiamo replicando in tutta Italia ed è un grandissimo un grandissimo strumento per approvvigionarsi di quelle che abbiamo chiamato materie prime turistiche. Okay? Quindi noi stiamo partito una campagna per replicare il modello in tutta Italia con delle figure che governano i vari territori e che attraverso una tecnologia che ha costruito appunto Portale Sardegna a Cagliari alimenta quello che noi abbiamo chiamato magazzino digitale di materie prime turistiche. E questo è una grande risposta a quello che oggi sono i più grandi diciamo, competitor delle nostre destinazioni, che sono le online travel agency generaliste della Silicon Valley, che non sono altro dei codici sorgenti guidati dall'intelligenza artificiale, che non fanno marketing turistico, non fanno destination marketing e che noi subiamo in maniera passiva senza agire. La risposta può partire dal locale, con la valorizzazione di tutto ciò che è locale, ma per valorizzare tutto questo occorre un progetto, occorre una struttura, occorre un software, ed è quello che abbiamo. Il secondo step, come vi ho detto, è la tecnologia. La tecnologia oggi è un fattore abilitante, è la forza della nostra tecnologia, che è stata costruita da chi ha 20 anni di esperienza nel settore. Cioè, vi ricordo solo che Portale Segnata nel 2000, okay, quando non esisteva booking.com, noi andavamo in giro per gli alberghi a offrire un servizio di booking online, la maggior parte non ci aprivano neanche, perché non sapevano neanche che cos'era. Quindi comunque già chiamare nel 2000 una società portale 2000, esatto. Esatto, è stata un po' una sfida sicuramente, quindi andavamo in giro nelle strutture ricettive e difficilmente ci davano retta, però abbiamo 23 anni in questo momento di esperienza nel settore, per cui dentro i nostri codici sorgenti, dentro il nostro software c'è il savoir-faire diciamo di chi ha fatto questo lavoro per 20 anni, e questa è quindi la mappatura attraverso i local e la tecnologia sono i due pillar, e poi c'è un terzo pillar che è ovviamente la distribuzione internazionale. Quindi una volta che tu hai un'infrastruttura digitale, dei prodotti, li devi distribuire. Noi stiamo creando una rete mondiale di local ambassador, stiamo aprendo dei presidi in tutto il mondo, abbiamo già aperto a New York, la società a New York. Tra l'altro anche questa iniziata da Portale Sardegna prima della fusione, apriremo in Giappone, apriremo in Cina, quindi vogliamo creare veramente una rete mondiale con un presidio che promuove l'Italia. New York è sicuramente l'esperimento per noi più interessante, abbiamo creato anche una società ad hoc, andremo anche a finanziarla con investitori americani, e qui questo vi dico pure che è un progetto tra l'altro che sto seguendo io. Vi posso dire
l'entusiasmo e l'attenzione che c'è nei confronti di un progetto simile. Noi abbiamo fatto un evento nel rooftop di Banca Intesa quando abbiamo inaugurato l'ufficio il 4 ottobre appunto 2023, è venuto anche un premio Oscar, non posso dire il nome per rispetto appunto, perché non voglio utilizzare il suo nome e non posso neanche utilizzare il suo nome, però vi posso dire che c'erano 120 persone a questa inaugurazione entusiasti di questo progetto. E voi dovete sapere che il nome Italia è il secondo brand più importante dopo la Coca-Cola a livello mondiale, che solo il 6% degli americani sono stati in Italia, che ci sono 25 milioni di italiani, di diciamo, italo-americani che vogliono tornare a conoscere anche l'Italia magari che fu. Grazie. No, ci hai dato un quadro perfetto, perché questo rapporto tra diciamo, globalizzazione ma con l'accento molto all'autenticità e agli aspetti Sì. locali, i local expert. Abbiamo 4 minuti scarsi, meno di 4, quindi volevo fare 2 passaggi veloci di nuovo con Sì. voi due, 2 minuti ciascuno. Marco, non posso non approfittare della tua presenza come ENAC per fare una battuta sul tema della continuità territoriale, che è un tema che sui giornali in Sardegna appare un giorno sì e l'altro pure, domeniche comprese. Punto di vista dell'ENAC, abbastanza veloce e rapido, senza magari svelare niente, ma come vedi qual è la... Sul tema, diciamo, il presidente dell'ENAC, Pierluigi Di Palma, si è già pronunciato più volte. Quello che è sicuro è che sicuramente c'è bisogno di una continuità 2 o forse 3.0. Diciamo che il modello che è stato utilizzato fino ad oggi non è più attuale. Diciamo, troppe rigidità, troppa poca elasticità in un mercato che è sempre più competitivo. Pensare di dover dire che c'è bisogno di continuità, specialmente su Cagliari o in estate in Sardegna, a Olbia o Alghero, è veramente difficile da riuscire a giustificare rispetto alla Commissione europea. Perché come fai a dire che c'è un problema di mercato quando Cagliari, cioè il Roma-Cagliari o il Milano-Cagliari è la terza tratta d'Italia? Allora cosa bisogna pensare? Sfruttare il principio di insularità. In questi giorni corre un anno da quando è stato introdotto il principio di insularità in Costituzione, per cercare di scardinare alcuni limiti che la Commissione europea pone allo sviluppo del traffico. Però a monte ci deve essere sempre un principio di concorrenza, perché poi abbiamo visto che il trasporto aereo è cresciuto perché è nata la concorrenza, sono venute meno i monopoli. Quello è quello che deve spingere e deve essere incentivato. Perciò l'idea è quella di utilizzare il principio di insularità per andare a fare una piccola battaglia a livello di Commissione europea, dicendo che quei limiti che sono indicati nelle linee guida sugli aiuti di Stato rispetto all'attivazione, diciamo, al trasporto aereo, non devono essere applicati dove c'è un problema di insularità. E quella, secondo noi, il Grimaldello. È la strada dove Perciò andare utilizzare i meccanismi a cui le compagnie aeree sono più adusi, cioè quello della negoziazione, quello dell'incentivo, però siccome c'è il problema dell'insularità, toglie le limitazioni che sono insite appunto nelle linee guida, cioè il famoso massimo per 3 anni e solo per le nuove rotte. Grazie Marco. Massimiliano, una battuta anche per te. Stamattina, lo ricordava anche Lucio, si è parlato di pianificazione e quindi di piano strategico per il turismo. Allora, dal tuo punto di vista, dal punto di vista di un operatore, qual è il peso che può avere un piano e un processo di pianificazione? Lo vedi un elemento utile, fattibile, inutile? Allora, Gianfra, per essere chiari. No, veramente, per essere chiari. Un'azienda nel momento in cui fa un piano, un business plan, dietro ogni celletta, se è un vero business plan, c'è un omino che deve rispettare quei KPI. Allora, io ho visto tanti piani, tanti progetti, tante idee, ma se dietro non c'è una reale organizzazione e si limita solo ad essere l'ennesima, aiutatemi, l'ennesima proclama, come penso che sarà purtroppo, non penso che questa non cambierà, non penso che porti a niente. Quello che serve è davvero rimettere in moto un po' gli operatori, farli dialogare, creare dei link
all'interno di un'infrastruttura unica. Il piano strategico può essere, ma ripeto, se non c'è un follow-up concreto declinato nell'organizzazione, sarà l'ennesimo buco nell'acqua. Quindi non solo il piano, ma soprattutto i processi di applicazione Sì, del piano e poi le azioni Poi conseguenti le cose adesso. che bisogna fare le sappiamo. Cioè, secondo me dobbiamo smettere di fare analisi e iniziare un po' ad avere un po' di pragmatismo imprenditoriale e andare avanti. Cioè. Chiarissimo Massimiliano, grazie, grazie mille a Massimiliano Cossu, appunto brand manager, board manager e board member di Destination Italia, grazie mille a Marco Di Giugno che è il direttore dell'ufficio affari giuridici grazie a voi e dell'ENAC. Apriamo adesso la seconda sessione, che di solito la seconda sessione, che è il forum sulla comunicazione, che forse è il momento più atteso di tutto il Sardinia Touring Call to Action, perché insomma abbiamo due pezzi, continuiamo sull'aspetto tennistico, abbiamo Panatta da una parte con i capelli più bianchi, no prego venite, poi vi lascio lo spazio, abbiamo appunto padroni di casa Robert Piattelli e Gianluigi Tiddia che dialogheranno appunto con Maria Elena Rossi che ritroviamo e Ilaria Pani del gruppo Delfina, quindi prego. Perfetto. Non so. Eccoci qua. Buonasera, prego Ilaria. Va bene, si siede qua. Ha già diciamo, presentato gli ospiti Gianfranco, quindi io non servo a nulla, me ne vado subito. No. Diamo subito la parola alla nostra ospite che è appunto no, tu ti devo limitare. Lucio mi ha detto limitiamo Robert oggi perché è l'ultimo giorno. Una grande riflessione, poi veramente non dico più niente. Era perfetto, spento, accidenti a voi. È tutto così, Cioè mi spengono il microfono, cioè una cosa. Comunque io dicevo una cosa, siamo in mezzo a una grande responsabilità, che abbiamo due bellissimi ospiti. Io ho fatto una riflessione, che io e te dobbiamo star zitti. Esattamente, è proprio quello che stavo E anche dicendo, la quindi mia. io mi taccio Anch'io. e diamo la parola a Quindi, Maria Elena, Maria che Elena parlerà con Ilaria. Ilaria Pani di Ufficio Comunicazione di Delfina. Prego Maria Elena. Allora, sono molto contenta di parlare con te Ilaria, entrare subito nel tema delle strategie di comunicazione del vostro gruppo, che magari ci illustri perché è importante che anche chi ci ascolta insomma conosca questa realtà così importante la Sardegna. Ma faccio qualche riflessione introduttiva che magari può essere poi da te integrata rispetto a quello che noi osserviamo. Quindi l'osservazione che mi viene da dire in primis anche rispetto a un gruppo come il vostro è il rapporto con il cliente, quindi lavorare molto sempre di più verso un approccio diretto di clientela. La tecnologia in questo aiuta tanto a comunicare direttamente col cliente. Dall'altro leggendo e prima ascoltando anche Massimiliano sui grandi investimenti di comunicazione e dove farli, mi è venuto subito in mente il dato degli investimenti Airbnb. Abbiamo parlato di OTA anche stamattina, ne ha parlato anche Massimiliano, penso a Booking e Expedia, investono oltre 6 miliardi di euro all'anno per fare marketing digitale. Airbnb ne spende 1,2 di miliardi. Perché? Perché la strategia è proprio quella della relazione one to one con i suoi clienti da un lato e lavorare su learned media, quindi su tutto quello che è un lavoro invece di non a pagamento ma di costruirsi delle relazioni con i media direttamente anche attraverso ambassador, insomma ci sono casi molto virtuosi di recente. Uno degli esperti di social di Airbnb ha intercettato un famoso ambassador che stava malissimo in una casa e quindi gli ha detto vieni subito da noi nel nostro bellissimo villa Airbnb, ti ospitiamo, e così eccolo lì Learn Media, no? Perché chiaramente questa importante ambassador sui social ha fatto il botto con tutti i suoi follower. Quindi faccio questo esempio perché posso immaginare che poi a tendere la strada vera
sia un po' questa, no? In termini di comunicazione, e credo che per un paese come l'Italia non ci sia niente di più semplice che raccontarsi e farsi raccontare perché ci amano, come ha detto giustamente Max, ma non è solo un fenomeno americano, poi chiaramente gli americani ci amano, i tedeschi ci amano nonostante noi, no, dico io a volte, ci amano proprio incondizionatamente, no? Però ecco, su questo secondo me bisogna puntare di fatto, no? In un'ottica anche di ritorno sull'investimento e di tutto sommato anche di facilità, no? Se siamo bravi a gestirlo in questa epoca di comunicazione digitale. Quindi mi chiedo per un gruppo come il vostro, ecco, come vi orientate rispetto alla comunicazione da questo punto di vista, earned media, paid media, quali canali, e anche capire qualcosa sui mercati. Ecco, si è parlato del mercato americano, chiaramente il mercato tedesco per la Sardegna, però volevo anche capire come vi orientate sui diversi mercati. Beh, buongiorno a tutti, sono molto contenta di essere qua. Adesso poi appunto racconterò un po' di Delfina nella presentazione. Io lavoro nell'ufficio stampa, l'ufficio comunicazione, dicevo, siamo un gruppo abbastanza nutrito di 7-8 persone che lavorano per la comunicazione di 8 strutture, essendo strutture, come vedrete, tutte differenti l'una dall'altra, quindi ci rivolgiamo anche a diversi target, e quindi è necessario essere comunicare chiaramente non solo l'aspetto propriamente legato quindi ai servizi, quello che può essere necessario per rispondere alle esigenze di questo target, però chiaramente è molto anche legato al senso di ospitalità che Delfina ha sempre dato, quindi accogliere degli ospiti per vivere anche questa zona della Sardegna, quindi offrire quanto più possibile delle esperienze autentiche, e questo lo comunichiamo in tantissimi modi. Chiaramente penso i social network chiaramente fanno una parte importante, perché quotidianamente diamo dei contributi, dei momenti di vita all'interno delle strutture, però facciamo anche tanta comunicazione, abbiamo dei blog all'interno dei nostri siti, quindi raccontiamo il territorio innanzitutto, quindi quello che comunque ci si aspetta e che si può desiderare di vedere anche fuori dall'hotel vero e proprio, e poi comunque monitoriamo anche l'esperienza dell'ospite all'interno delle strutture, quindi per capire un po' come si trova, cerchiamo ogni anno di migliorare la qualità della sua esperienza, e da parte nostra, essendo poi sardi, offriamo comunque anche delle attività e delle occasioni affinché loro possano stare a contatto, ma anche spesso in prima persona con il territorio, e quindi una vacanza rilassante ma allo stesso tempo la scoperta. Quindi penso che noi su questo, ecco, è un po' il cuore su cui poi si muove tutta la comunicazione. Lavoriamo, diciamo, i nostri ospiti provengono chiaramente dall'Italia, soprattutto, come potete pensare, nei momenti di più alta stagionalità. Lavoriamo, comunque accogliamo molti ospiti che provengono da tutta Europa, quindi con delle percentuali abbastanza equilibrate per tutti i tipi di paesi. Come dicevate, gli americani sono comunque probabilmente un mercato che è in crescita, e questo l'abbiamo visto anche noi. Quindi cerchiamo in qualche modo ospitiamo persone che provengono da tutta Europa, ecco, diciamo principalmente, e poi dei numeri minori, ecco, legati ad altri paesi asiatici, piuttosto che America Latina o Nord America, ecco. Sì. Ci presenti il gruppo, perché no, assolutamente, infatti esatto, sì. Ho preparato alcune slide. Gianluigi mi aveva lanciato quasi una provocazione, mi piacerebbe che il tuo intervento fosse in qualche modo ispirazionale. Ho detto vabbè, ci ho provato. Questo te l'ho detto anch'io, però anche tu, scusami, hai ragione. A me no, perché questa, cara Ilaria, è veramente la verità. Non mi dà retta nessuno. Facciamo parlare. No, e quindi ho cercato di raccogliere in queste slide
trasmettervi cosa rende unica Delfina e portare degli esempi anche concreti di come è possibile fare impresa tutelando, rispettando i territori. E quindi, ok, so che... Se superi la prova al Ok, telecomando. va benissimo, dai. Dicevo, allora, questo come potete vedere è il Nord Sardegna, la Gallura. Delfina è una catena alberghiera sarda, quindi di proprietà sarda, che ha da poco festeggiato 30 anni della sua attività, quindi tutte le strutture sono nel Nord Sardegna. Le abbiamo rappresentate qua in questa cartina. Tutte immerse in verdi parchi mediterranei di fronte al mare. Per farvi capire la zona, siamo in un'area compresa tra l'arcipelago, tra la Costa Smeralda, l'arcipelago di La Maddalena e il Golfo della Zinara. Vi faccio una breve carrellata, almeno per chi non magari conosce bene le strutture. Abbiamo 8 strutture, 3 sono 5 stelle, l'Hotel Capodorso a Palau, il Resort Valle dell'Erica, che include al suo interno 2 hotel 5 stelle a Santa Teresa Gallura, l'Hotel Marinedda, anche questo un 5 stelle a Isola Rossa, davanti proprio alla baia di Marinedda, prende il nome dalla spiaggia che si trova lì davanti, 4 stelle Superior, quindi il Resort Cala di Falco a Cannigione, proprio nel paese di Cannigione, che ha al suo interno delle camere, diciamo, in formula quindi hotel, ma anche degli appartamenti residence e delle ville. E poi abbiamo l'hotel Relax Torre Ruia all'interno del paese di Isola Rossa, e qua oltre a, diciamo, all'hotel ci sono anche delle prestigiose ville, alcune con piscine private, che guardano il golfo della Zinara. E poi 2 4 stelle, il Parco Hotel Cala di Lepre a Palau, siamo appena fuori Palau sotto la Roccia dell'Orso per intenderci, e poi il resort Le Dune che si compone al suo interno di 5 hotel, siamo a Badesi, quella che vedete davanti è la spiaggia Li Yunchi di Badesi, sono una spiaggia di 8 chilometri. E poi, come dicevo, abbiamo anche dei residence, il Mirto, qua siamo sempre a Palau, nel parco di Cala Capra, e poi delle ville, come vi ho anticipato prima, a Isola Rossa e a Cannigione. Quindi volevo mettere in evidenza sicuramente la varietà dell'offerta. Ogni hotel è differente l'uno dall'altro, come vi dicevo prima, quindi siamo in grado di accogliere sia coppie, che quindi la ricerca di romanticismo, un po' di privacy, ma anche famiglie con servizi dedicati ai più piccoli dai 2 ai 18 anni non compiuti. Siamo specialisti nel benessere con 6 centri spa ad uso esclusivo degli ospiti, 4 sono specializzati nella talassoterapia, che utilizza l'acqua di mare e l'ambiente marino, quindi per donare benessere e bellezza. Queste sono le piscine del centro talasso del Valle dell'Erica a Santa Teresa. Chiaramente attività, quindi spazi per lo sport. E abbiamo una flotta di barche di proprietà con cui organizziamo appunto delle escursioni via mare e andare alla scoperta del Nord Sardegna. Qua vi ho riportato appunto la foto del veliero Pulcinella, è un veliero del 1927, qua organizziamo delle escursioni di una giornata nelle isole dell'arcipelago di La Maddalena, con pranzo a bordo, quindi un'esperienza molto apprezzata. E poi abbiamo anche un ufficio che si dedica, specializzato proprio nell'organizzazione di eventi. Questa è la sala conference del Resort Valle dell'Erica, quindi meeting, conference, qua ho messo team building, incentive. È pronta anche ad aiutare delle coppie che desiderano magari sposarsi nel Nord Sardegna, magari su una spiaggetta come questa che vedete nella foto. E abbiamo anche delle esperienze esclusive dedicate alle coppie che desiderano trascorrere nel Nord Sardegna il viaggio di nozze oppure un viaggio di anniversario. La Gallura non ha niente davvero da meno delle isole delle Maldive, quindi abbiamo creato delle esperienze dedicate molto esclusive per queste coppie. E un altro elemento che vi fa piacere darvi per avere un quadro dell'offerta di Delfina è che abbiamo all'interno un tour operator che commercializza le strutture Delfina e che confeziona anche dei pacchetti, viaggio incluso, che sono quindi molto
potete immaginare, molto apprezzati, quindi dalle agenzie di viaggio con cui collaboriamo, dai tour operator italiani e esteri con cui lavoriamo. E ci teniamo che questi operatori, i nostri partner, vengano molto spesso a visitare le strutture. Organizziamo degli educational, anche perché non solo conoscere il prodotto Delfina è necessario comunque per venderlo, ma avendo 8 strutture è necessario anche conoscere le strutture affinché possa essere affinché il nostro partner possa consigliare al suo cliente la struttura comunque più adatta per lui. Una domanda su questo. Più o meno la percentuale di intermediato e disintermediato, cioè avete il tour operator che vende attraverso agenzia, c'è tutta una parte, immagino, anche di disintermediato dove il cliente acquista direttamente. Più o meno la percentuale per avere un'idea? Diciamo che la percentuale esatta non la conosco, quindi mi dispiace, però posso sicuramente dire che col passare degli anni, come potete immaginare, il cliente diretto sta comunque aumentando rispetto all'intermediato, comunque al rapporto con le agenzie, però continuiamo a collaborare con moltissime agenzie. Siamo presenti nelle principali fiere di settore, quindi vengono a trovarci, nel senso continuiamo a non solo invitarli, quindi sicuramente ecco, questa è la tendenza, ecco. Poi effettivamente mi dispiace, non conosco perfettamente le... No, ma però la tendenza è questo, ecco. Perché per prodotti così di alto livello, anche con un grado di personalizzazione elevato, è evidente che molto spesso anche l'agenzia di viaggio è utile per consigliare al meglio il cliente, sì, no? È chiaro che poi immagino ci sarà invece un livello di fidelizzazione dei repeater che probabilmente amano una determinata struttura e tendono a tornare spontaneamente avendola conosciuta. Sì, no, la lettura è questa, è perfetta, nel senso che abbiamo dei clienti che chiaramente ci seguono da molti anni, quindi comunque tornano e vogliono quella struttura, quindi prenotano direttamente. Altri che magari vogliono organizzare un viaggio importante, penso magari un viaggio di nozze importante, ecco, lì magari si affidano di più ad un'agenzia di fiducia o magari una famiglia che anche semplicemente arriva il momento di partire, non ha ancora organizzato, dice ok, organizzo direttamente qualcosa in agenzia, magari un viaggio per tutta la mia famiglia con viaggio incluso, e quindi risulta anche comodo per il cliente finale, ecco, per l'ospite finale, quindi questo sicuramente è importante. Ma Delfina non esisterebbe senza la visione, la lungimiranza, il sogno, come preferite, di 2 imprenditori galluresi, siamo Salvatore Peru e Francesco Montoni, che hanno deciso di investire nella loro terra, la Gallura, dove sono nati e sono cresciuti. Qua loro hanno costruito tutte le strutture e poi deciso di gestirle e commercializzarle direttamente. Nel corso degli anni poi hanno altri membri della famiglia, chiaramente hanno iniziato a lavorare all'interno della Delfina. Sulla destra vedete un signore, si chiama Marco Montoni, che è l'amministratore delegato della Delfina, che è il fratello del presidente e fondatore Francesco Montoni, e poi ci sono i 2 figli di Francesco Montoni, Libero Montoni, direttore generale, e Elena Montoni, brand manager. Loro hanno messo le loro competenze nell'azienda e hanno fondato e creato degli uffici strategici che prima magari non esistevano, che sono infatti molto importanti per lo sviluppo della Delfina, come l'ufficio comunicazione, l'ufficio stampa dove io lavoro. Ho messo questa foto perché essere del posto, come potete immaginare, ha significato fin da subito un grande vantaggio competitivo, perché essere del posto significava innanzitutto conoscere profondamente il territorio e quindi essere in grado di selezionare e di scegliere i posti migliori, ma migliori nel senso dal punto di vista strategico, dalla posizione, quei luoghi in grado di valorizzarsi nel corso degli anni. Ho scelto questa foto perché qua, adesso mi spiace, non ho il puntatore, comunque davanti, qua è sorto il primo hotel della Delfina, nel 1985 è stato costruito l'hotel Capodorso e alcuni appartamenti del Residence Il Mirto, qua nel parco di Calacapra. Davanti vedete le isole dell'arcipelago di La Maddalena, una marina privata, tanto verde, e questo è quindi innanzitutto la scelta del territorio, ma ancor di più essere del posto ha significato in qualche modo amare la terra in modo viscerale, voler tutelare, rispettare, voler vedere crescere quella terra, ma nel modo più giusto. E quindi da qua anche la visione di dire ok, questo è sicuramente un luogo bellissimo, mozzafiato, ma
voglio costruire o voglio realizzare una struttura mettendo la natura al centro di un progetto e come che potremmo dire sostenibile. Però stiamo parlando, quando è nata la Peremontoni, stiamo parlando degli anni 70 e la sostenibilità ancora non era un termine così diffuso. Quindi questo approccio di avvicinanza al territorio, di tutela dell'ambiente, è una cosa nata molti anni prima della nascita di Delfina. E appunto quello che vedete è una delle strutture che fondamentalmente non ha cambiato la sua connotazione. Ecco, infatti, visto che poi abbiamo pochi minuti e la sfida che ti hanno posto Gianluigi e Robert era esattamente come lo comunicate questa dimensione di sostenibilità, perché magari quando è nato il progetto e l'idea, il sogno non era così di moda e il viaggiatore non aveva nessuna come dire, non si aspettava, no? Aspettativa rispetto alla sostenibilità. Ecco, oggi questo è un elemento che comunicate come è un elemento portante, un fil rouge della vostra comunicazione, come lo fate? Assolutamente. Adesso andando avanti così vi posso mostrare, questo appunto per farvi vedere all'interno di una struttura come sono dislocate le camere e come sono arredate nel rispetto appunto dei materiali locali quanto più possibile. E essere del posto appunto significa anche offrire un'ospitalità autentica, è questo che è la chiave. Ma e come dicevamo prima, essere l'amico in Sardegna, cioè io, come ho detto nella prima risposta, io ti accolgo nella mia terra e ti faccio vedere il meglio del Nord Sardegna. E quindi dei paesaggi nuovi che magari non si conosce. E dal punto di vista, quindi l'esperienza appunto dei sapori, anche questo lo comunichiamo in questo modo, ma lo facciamo anche dal punto di vista appunto dal punto di vista della sostenibilità. Abbiamo creato un marchio che si chiama We Are Green, che rappresenta un po' l'impegno di Delfina a favore dell'ambiente. Quindi proseguendo l'aspetto costruttivo è diventato poi gestionale e promozionale. Questi sono alcuni elementi che noi, alcune attività che noi attuiamo, e altri investimenti importanti come l'utilizzo di energia 100% verde in tutte le nostre strutture e nella sede centrale, importanti attività quindi di politiche della limitazione della plastica e l'ultimo, in ordine di tempo, il completamento di 2 impianti fotovoltaici all'interno delle 2 strutture, un passaggio importante di un percorso ancora più grande verso l'autonomia energetica. Quindi noi diciamo che comunichiamo le nostre strutture, il nostro impegno attraverso le azioni quotidiane, attraverso investimenti nel lungo periodo. Una domanda su questo, c'è stato quindi anche un'attività di formazione del personale? Sì, infatti, perfetto, sì, perché okay. Sì, no, infatti ho abbiamo inserito 30 secondi quindi no, ma non consideravo le domande, sì. Possiamo bene. Sì, no. Non consideravo le domande e quindi io ho fatto il mio intervento di 20 minuti. Molto precisa, Ok, però, no. Qualche minuto in più. Sì, ho comunque toccato questi aspetti, infatti ho portato appunto un po' di foto proprio per darvi un'idea appunto di quello che è sicuramente l'impegno nel territorio, perché come vedete le camere sono tutte arredate anche con manufatti di artigiani locali, quindi l'impegno anche a questo come vi ho detto del cibo, ma anche l'impegno a coinvolgere e collaborare con le imprese locali, piccoli produttori, piccoli artigiani, perché sostenibilità è anche quindi responsabilità sociale, quindi sostenere il territorio, quindi Delfina investe capitale sardo in Sardegna e lo fa quindi attraverso il confronto con piccoli produttori, quindi qua abbiamo per esempio una linea che si chiama Selezione Delfina, dove noi giriamo la Sardegna per scoprire delle eccellenze che i nostri ospiti possono portare nelle strutture e quindi collaborare con questi produttori proprio da questo punto di vista e aiutare anche loro nella crescita, perché comunque si confrontano con mercati internazionali. E poi, come dicevamo, il valore professionale dei collaboratori. Noi
Investiamo molto nella formazione e la professionalità nell'ospitalità è sicuramente molto importante. Da quest'anno abbiamo nelle strutture abbiamo attivato, diciamo, un questionario di soddisfazione proprio per i dipendenti che hanno compilato all'inizio, diciamo, della stagione e un altro al termine della stagione, 10-15 domande dove li invitavamo a dare la loro esperienza, a capire, a farci capire, dare suggerimenti, a comprendere come poter migliorare e allo stesso tempo capire anche come loro si erano trovati a lavorare nella nostra realtà. In Delfina ci sono persone che lavorano da oltre 20 anni, io da 12, e ci rendiamo conto che effettivamente l'amore, la passione sono poi il valore, effettivamente il valore aggiunto di questo tipo di ospitalità. Concludo soltanto appunto, questi sono riconoscimenti che abbiamo ottenuto, i premi, grazie appunto all'impegno di Delfina nei confronti dell'ambiente e anche ad un'ospitalità senza dubbio molto integrata col territorio, di cui siamo molto molto contenti. E vi voglio lasciare con l'ultimo suggerimento, diciamo l'ultimo spunto. Ci siamo resi conto che comunque anche i nostri ospiti hanno sempre di più una maggiore consapevolezza riguardo alla sostenibilità, anche in un 5 Stelle. È vero che un cliente di un 5 Stelle cerca servizi esclusivi, cerca qualità, cerca comodità, però ci siamo resi conto che sempre di più il lusso è rappresentato dall'opportunità di essere circondati da paesaggi incredibili, di fare delle esperienze autentiche in paesaggi unici, ecco. E quindi qua quando sono nati i nostri 2 5 Stelle abbiamo coniato 5 Stelle in libertà, proprio servizi esclusivi in una natura unica, ed è ancora di più, probabilmente più passa il tempo, più questa cosa è riscontrabile, quindi esperienze come mangiare a piedi nudi sulla sabbia con un paio di tavoli o prendere lezioni di cucina gallurese con delle massaie, ecco, questo ha un valore anche in un'ospitalità 5 Stelle, quindi questo sicuramente. Bellissimo, cioè ci ha ispirato anche per le nostre future vacanze, direi, in questo momento. No, è molto interessante come hai chiuso rispetto al tema della domanda, cioè che la domanda ha oggi anche a partire dall'alto livello è in favore e alla ricerca di sostenibilità e a pratiche sostenibili anche quando va in vacanze. Questo deve farci pensare. La domanda, ci siamo sempre detto, no? Is king, no? O queen. Sì. In realtà oggi penso che grazie alle esperienze anche invece di un'offerta che magari riesce anche ad avere una visione più avanti della domanda, riesce poi a guidarla, no? E credo che da questo punto di vista anche chi fa marketing e comunicazione questo lo deve comprendere, non seguire i flussi ma cercare di anticiparli sempre di più, soprattutto se parliamo diciamo, della difesa del nostro ambiente, delle nostre comunità, dell'autenticità dei nostri luoghi. Quindi scusate se mi sono permessa, però è una bellissima chiusura. No, volevo dire che abbiamo avuto 2 ospiti meravigliose. Ilaria è una sorpresa, Maria Elena è una consuetudine trovarla sempre brillante, ed secondo me abbiamo fatto bene a metterci dietro, però ora vorrei 5 minuti per parlarvi di me, insomma, nel senso della gamba, di tutte le cose. No. Io direi che la chiudiamo qui, anche perché ci sono gli ospiti che stanno aspettando. Ringraziamo la nostra ospite Ilaria Pani di Delfina, chiaramente Maria Elena che oggi in presenza ci ha dato il suo preziosissimo apporto, e la domanda appunto può pilotare l'offerta, il contrario volevo dire, l'offerta può pilotare la domanda. Speriamo insomma di farci ispirare, di trovare nuove motivazioni anche per il prossimo call to action. Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Noi non serviamo, ha detto, probabilmente il prossimo non ci saremo. Beh, no, vabbè, adesso non disperate. Grazie a tutti, grazie, sì, lasciamo qui il microfono. Grazie ancora. Andiamo avanti, terza sessione, parliamo di
innovazione, comunque parliamo di futuro e parliamo di nuove prospettive per la Sardegna. Invito l'altro ospite, che è il direttore della Nuova Sardegna, graditissimo ospite, prego, il dottor Giacomo Bedeschi, mentre abbiamo online, e chiedo alla regia l'onore, prego, sì, direttore. Grazie. Abbiamo online invece l'onorevole Pierpaolo Vargiu. Buonasera onorevole, non so se ci sente. Sì, buonasera, lei ci sente perfettamente, noi no, però, e quindi... Spero che sappiate anche voi. Ecco, adesso sì, era solo un fatto, era solo per poterlo attivare, di Sardegna verso l'UNESCO, e quindi diciamo una prospettiva di futuro molto interessante che ci racconterà, e che quindi vedremo di capire cosa ci aspetta e che intenzioni ha appunto questa candidatura che insomma abbiamo letto sui giornali, visto che prospettive può avere proprio per il rilancio e comunque l'attivazione di nuovi canali e nuovi mercati per la Sardegna. Allora, io partirei qui in studio qua con il dottor Bedeschi, direttore, ripeto, della Nuova Sardegna, quindi osservatorio assolutamente privilegiato, importante, un grande giornale dell'isola che osserva tutti i giorni le dinamiche che all'interno della società si sviluppano e quindi anche all'interno dei contesti che riguardano i temi del turismo e di governo del territorio. Poco fa Massimiliano Cossu ci ha raccontato ha declinato un tema molto interessante relativamente al rapporto tra locale e globale, ma soprattutto ha detto una cosa, ha detto, almeno io l'ho interpretata così, il tema della digitalizzazione tout court non può essere l'unico elemento, anzi spesso lui ha detto, io non mi vergogno a dire, forse noi abbiamo sbagliato a fare una digitalizzazione orizzontale e non mirata. Allora la domanda che le pongo per iniziare a capire come lei non è sardo, quindi il cognome tradisce origini non sarde, come vede la Sardegna, cioè quali sono secondo lei i driver principali verso i quali la Sardegna sta andando, e soprattutto sul tema dell'innovazione, che poi è centrale nel nostro panel. Qual è l'elemento chiave? Perché spesso siamo abituati a vedere l'innovazione come un processo di digitalizzazione tout court, mentre invece ha una varianza molto più ampia. Ecco, quindi volevo avere il suo punto di vista. Allora, intanto grazie per l'invito. Poi sì, richiamandoci a quello che diceva Cossu prima, digitalizzazione non sempre, secondo me, è un sinonimo di innovazione. Io credo che voi mi abbiate chiamato qui non solo perché sono il direttore della Nuova Sardegna, ma come si sente anche un po' dall'accento, anche perché vengo da una terra che di turismo ne ha fatto un po' una bandiera, cioè dall'Emilia Romagna e nello specifico dalla Romagna. Dalla Romagna. E vi potrei anche raccontare un po' di esperienza romagnola. Assolutamente sì, anche perché aggiungo io, la Romagna è uno di quei contesti dove c'è un modello turistico molto chiaro, molto ben definito, che ha dei confini molto netti. Sì, allora, tornando alla parola digitalizzazione, quella aiuta molto, il digitale aiuta, però, e l'ho sentito anche nei discorsi di prima, magari non in maniera spinta, ma si è percepito, è comunque il cervello, è l'idea che fa, non so, mi sta indicando... No. Ah no, sta indicando... Sì. È comunque l'idea di fondo, è il cuore, è il cervello che danno la spinta. Parlavamo di Romagna. Perché la Romagna è così all'avanguardia? Ora, non certo perché ha le bellezze che abbiamo visto nel video che ha mostrato prima Ilaria Pagni e Delfina, tutt'altro. Anzi, lì, come diceva giustamente lei, sembra di stare alle Maldive, uno va in una spiaggia romagnola, potrebbero essere le rive del Po in alcuni momenti, no? Però perché è così importante la Romagna, l'Emilia Romagna in chiave turistica? Perché forse prima di altri è arrivata a percepire e a capire, a sfruttare, a cavalcare l'importanza dell'innovazione. Bisogna andare un po' indietro, però l'innovazione in Emilia Romagna che cosa è stata?
Forse è la prima regione che nel corso dei decenni ha puntato sull'organizzazione della spiaggia. Questo non vale per la Sardegna, perché le spiagge sono ogni regione sono leggermente diverse, le nostre spiagge romagnole dalle spiagge della Sardegna. Però la spiaggia è stata parcellizzata, organizzata, si è puntato, come diceva comunque prima Ilaria Pani, cosa fa Delfina? Cioè punta sull'accoglienza, sulla far sentire a casa la gente, dare un servizio in più, dare una coccola anche, no? In più. Questo vale per le spiagge romagnole. Non avevamo il mare bello, abbiamo puntato sui servizi. Quindi prima di tutti sono arrivati i lettini, ombrelloni, il moscone, come si chiama dalle nostre parti, il pedalò. Ci si è addirittura messi insieme per le sfide del futuro tra vari stabilimenti balneari. Si sono fusi per poter dare un servizio in più, avere più soldi da spendere e quindi dare magari l'acqua è brutta perché c'è la mucillagine, facciamo la piscina a monte dello stabilimento balneare, così il turista che viene da noi, anche quando scoppia di caldo con i 40 gradi, può comunque rigenerarsi, rinfrescarsi. Questo quindi è uno degli aspetti. Ma poi, e anche questo è stato richiamato nei dialoghi di prima, c'è un altro elemento importante, che è quello della destagionalizzazione. Io sono in Sardegna da pochi mesi, continuo sempre a sentir parlare di destagionalizzazione. Come facciamo? Perché, come si diceva prima, c'è sostanzialmente una curva fatta a campana, quindi con un grande picco a un certo punto e un precipizio in altri momenti dell'anno. Allora, la destagionalizzazione si fa se la si vuole fare. Qui apro, qualcuno adesso magari si arrabbierà un po'. Purtroppo in Sardegna vedo anche che c'è un altro diciamo leitmotiv, che è quello di chiamare sempre in causa mamma regione. Non si può fare così, non può essere sempre così. Cioè ci deve essere anche la spinta, come nel caso di Delfina, la spinta deve derivare dagli stessi imprenditori. Perché la Romagna ha destagionalizzato? Perché tiene aperti gli hotel per tanto tempo? Perché comunque sono stati gli stessi imprenditori del settore turistico a fare leva, a spingere, a rompere anche le scatole per arrivare ad avere alcune strutture fondamentali. Adesso nello specifico io posso parlarvi di Rimini perché conosco molto bene, avendo diretto anche il Corriere Romagna che ha la sua sede lì. Si è costruito nel tempo, ma questo già da decenni. Il primo ad avere la visione fu il commendatore Arpesella, che ai tempi era il proprietario del Grand Hotel di Rimini. Fu il primo a pensare che per avere qualche turista in più e tenere aperto il Grand Hotel forse bisognava organizzare qualcosa, e quindi inventò una sorta di, chiamiamola sala convegni, che era all'interno di fronte al Grand Hotel. Quindi Rimini ha puntato su questo, ha puntato sulle fiere e ha puntato sui congressi, costruendo delle strutture di altissima qualità. Poi è vero, voi mi direte, è molto facile farlo, in Sardegna è un po' più difficile. Perché funziona bene in Romagna? Perché la Romagna è tendenzialmente baricentrica rispetto a qualsiasi posto d'Italia e anche d'Europa, perché può avere a disposizione 3 aeroporti in regione, diciamo Rimini, Forlì, Bologna, poi c'è pure Parma, e perché c'è l'autostrada, la 14 e la 1, quindi diciamo siamo in un punto molto vantaggioso, molto ben servito molto dal punto di vista dell'accessibilità. Altra cosa di modello, sempre per ragionare sull'innovazione, cioè, ormai non è più innovazione perché è una cosa acquisita, però si è sempre cercato con il cervello di creare qualcosa. Il sistema dei parchi nasce lì, poi chiaramente un po' copiato anche in giro da altre parti del mondo. I parchi tematici, quindi i parchi tematici. È chiaro che allora, copiare le cose stupide è da stupidi, copiare le cose positive può anche essere una cosa intelligente. In Romagna abbiamo avuto i primi parchi, Mirabilandia, Acquafan, Oltremare, e quelli comunque contribuiscono ad aumentare la presenza dei turisti. Poi, se vogliamo anche un po' separarci dal mare e andare un po' su altri fronti, si ragiona anche in maniera unita sul fronte della promozione, e lo si fa per omogeneità territoriali. Ci sono ad esempio le unioni di prodotto, cioè noi in Emilia Romagna si è
si è deciso di creare le cosiddette valley, cioè la Food Valley, la Motor Valley, la Wellness Valley, dove ci casca dentro anche Rimini. Questo però succede con la spinta dell'imprenditore. Poi diciamo è importante digitalizzare, sì, però è importante secondo me avere a monte l'idea buona. Ma direttore, ci sta dicendo una cosa che quindi almeno faccio una brevissima sintesi. E fare innovazione vuol dire avere un'idea chiara, perseguirla, avere un'idea chiara, perseguirla, avere un piano che viene seguito in maniera, perché a quell'idea poi seguono, ne parlava Massimiliano Cosso anche prima, è inutile avere i grandi piani se poi non gli do gambe, è inutile avere grandi piani se poi non creo le condizioni per realizzarle. Voglio puntare sul wellness, voglio puntare sulla... Voglio puntare sui tesori dell'arte infatti l'UNESCO, adesso ci arriviamo. Voglio puntare su quello, decido di puntare su quello, creo un'autostrada per andare verso quella direzione e magari la Sardegna in futuro potrà essere, oltre alle bellezze del mare, oltre agli hotel meravigliosi che abbiamo visto prima, potrà essere un flusso enorme, spero, di turisti che vengono qui proprio per quello, perché gliel'abbiamo... abbiamo deciso con il cuore, con la testa, con quello che volete, che questo è uno dei nostri vanti, delle nostre eccellenze, dei nostri punti forti e quindi noi vi proponiamo questo e vi raccontiamo quanto è bello, perché anche il racconto ha la sua importanza. È vero, l'Emilia Romagna è sempre stata molto brava nel raccontarsi, a volte anche troppo, anche eccessivamente, a volte ha raccontato benissimo anche delle cose anche di più di quanto... Esattamente. E però la narrazione fa parte della... altro che... Ma su questo, direttore, fornisce un assist per il nostro ospite online, l'onorevole Vargiu, perché lei diceva dobbiamo avere un'idea, immaginiamo di avere un'idea e dobbiamo avere chiaro dove puntare e dove guardare. In questo momento c'è insomma, impegnata la Sardegna, un gruppo di sostenitori appunto impegnato sulla candidatura della Sardegna, la cosiddetta Sardegna verso l'UNESCO. Onorevole Vargiu, lei è uno dei promotori di questa iniziativa che guarda all'archeologia, che guarda ai nuraghi e non solo, adesso io non voglio anticipare nulla o comunque dire delle cose errate, quindi ci dica a cosa state guardando e che ruolo questo può avere proprio nella promozione non solo turistica ma di sviluppo complessivo dell'isola. Io inizio ringraziando l'aeroporto di Alghero per questa splendida iniziativa che consente di confrontarsi e di ragionare insieme e a me anche di ascoltare, oltretutto di imparare. Ringrazio lei, professore, per la sua per l'assist che, come lei stesso ha detto, mi ha fornito tramite le sue considerazioni, quelle che ha fatto il direttore della Nuova Sardegna. Forse ci sarebbe semplicemente da sottolineare parole già dette, e cioè noi, la Sardegna verso l'UNESCO, si è posta un tema che forse è quasi riassunto dal nome dell'associazione stessa e sembrerebbe esaurirsi lì. Noi vogliamo portare i monumenti alla civiltà nuragica, che in Sardegna sono molte migliaia, qualcuno dice 8.000, qualcuno dice 10-12.000, all'interno della World Heritage List dell'UNESCO, cioè all'interno del patrimonio dell'umanità. Quindi vogliamo che ci sia la certificazione che un bene identitario di straordinaria potenza evocativa per i sardi, perché non c'è sardo che non ami profondamente il patrimonio monumentale che è rappresentato dai beni della civiltà nuragica, diventa un bene che non ha soltanto un valore locale, identitario, formidabile, ma che ha anche un valore universale straordinario, al punto che l'UNESCO certifica la sua presenza all'interno del patrimonio mondiale dell'umanità. Bene, l'ulteriore considerazione è: ma tutto qui? Assolutamente no. Nel senso che l'idea che ha una straordinaria potenza perché riesce, come ha detto il direttore della Nuova Sardegna, a mettere a sistema roba che in Sardegna non si mette a sistema spontaneamente. Noi abbiamo iniziato raccogliendo la disponibilità di 377 consigli comunali della Sardegna che hanno firmato un ordine del giorno a sostegno dell'iniziativa, dopodiché abbiamo parlato con la Regione, abbiamo parlato con l'Università di Cagliari e di Sassari, abbiamo parlato con istituzioni, associazioni
Siamo andati in giro per le scuole della Sardegna, siamo andati dalle fondazioni, la Fondazione di Sardegna è diventata un nostro partner di progetto, cioè abbiamo tentato di cucire una rete che raccolga tutti i sardi, finalizzandola a un impegno che apparentemente, e anzi è senz'altro un impegno straordinario, è quello di ottenere la certificazione dell'UNESCO sul nostro patrimonio, ma in realtà è l'impegno dare una carta d'identità della Sardegna che la renda immediatamente riconoscibile nel mondo. Dice il direttore della Nuova Sardegna, sono totalmente d'accordo con lei, che la bravura di un territorio e le capacità di raccontarsi. Bene, noi abbiamo un patrimonio straordinario che è quello rappresentato dalla nostra antica civiltà e non lo abbiamo mai raccontato al mondo e non possiamo dire che sia colpa di altri se non lo abbiamo fatto. Esiste un'isola, io la cito sempre come esempio, che è l'isola di Pasqua, 164 km quadrati dispersi nell'oceano con 9.000 persone come popolazione. Beh, è un'isola che è famosa in tutto il mondo, che è evocativa di scenari straordinari, che comunque ciascuno di noi ha pensato e sperato di poter visitare almeno una volta in vita sua. L'isola di Pasqua esiste. Se qualcosa non esiste, è difficilissimo che ci possa essere il desiderio di vederla, di visitarla, di possederla in qualche modo, di averne i prodotti che provengono da quella terra, di verificare se esiste un vettore che ti porta in quella destinazione che tu non sai neppure che esista. Noi abbiamo un diamante di straordinaria bellezza e di straordinaria importanza. Lo ripeto, non esiste nessun altro posto al mondo che in 24.000 km quadrati di territorio abbia 12.000 monumenti della civiltà protostorica come ce li ha la Sardegna. Quando la civiltà sarda si sviluppava e faceva monumenti alti 30 metri destinati a durare per l'eternità, nel resto d'Italia non c'era niente. La civiltà protofinaloviana che avviene con 700-600 anni di ritardo fa le palafitte, noi facevamo dei monumenti in pietra che sfidavano l'eternità, paragonabili esclusivamente alle piramidi. Bene, lo sa qualcuno al mondo? No, non lo sa nessuno, non l'abbiamo mai raccontato, non l'abbiamo mai narrato, non abbiamo mai suscitato il desiderio di far venire da tutto il mondo in Sardegna o di portare la gente a visitare anche la realtà virtuale, non abbiamo pensato all'intelligenza artificiale, al metaverso, non abbiamo pensato che questo nostro prodotto, oltre a essere un bene di straordinaria importanza dal punto di vista archeologico e monumentale, è anche un asset di sviluppo economico che può cambiare lo sviluppo economico della Sardegna e tra l'altro orientandola verso uno sviluppo economico sostenibile, perché non è necessario fare neanche un metro cubo di nuove costruzioni, si tratta semplicemente di raccontare, di mostrare, di far conoscere e di dare una storia, di dare un'identità a un patrimonio bellissimo, straordinario, che noi consideriamo importantissimo per la Sardegna, ma che nessuno al mondo conosce. Abbiamo commissionato a Eumetra, società di ricerche sociali, una indagine di mercato che è stata realizzata questa estate in Sardegna, devo dire anche con la collaborazione dell'aeroporto di Alghero, che io ringrazio. E di Olbia, Olbia, scusi. Chiedo scusa, di Olbia e di Alghero che io ringrazio. Hanno partecipato tutti e tre gli aeroporti sardi, quindi anche in questo caso abbiamo avuto una disponibilità al lavoro in comune che fa onore alla voglia dei sardi di fare cose insieme. Bene, abbiamo intervistato sia nei porti della Sardegna, sia negli aeroporti della Sardegna, sia negli alberghi della Sardegna, i turisti che stavano in Sardegna. Bene, sapete qual è la percentuale di turisti che visitavano la Sardegna? Quindi non stiamo parlando di persone che abbiamo intercettato in Australia, in Giappone, in Canada, ma erano in Sardegna. Sapete qual è la percentuale di turisti che non avevano mai sentito nominare i nuraghe? Io credo che sia, adesso la dico la percentuale, ma credo che sia veramente un elemento che deve fare riflettere i sardi. Il 47% dei turisti che erano in Sardegna ignoravano l'esistenza dei nuraghi. Non avevano mai sentito nominare. Lei prima ha fatto l'esempio del diamante preziosissimo che abbiamo. Se mi consente un attimo una piccolissima provocazione, poi su questo sentiremo anche il dottor Bedeschi. Purtroppo noi questo diamante, parlo di noi sardi, per anni lo abbiamo tenuto nel mobiletto delle scope, non gli abbiamo dato cioè nel senso che è una valorizzazione che deve partire
prima di tutto da noi, dico la cosa più banale, i cartelli stradali per poter arrivare alla reggia di Barumini, che è diciamo paragonabile a Stonehenge, li troviamo a 2 chilometri, quasi non li abbiamo sulla 131, quasi, in Uraghelosa se non ci sbattiamo il muso davanti, e sto parlando delle prime cose che mi vengono in mente, quindi questo processo che assolutamente è fondamentale, strategico, deve sentire tutti i sardi impegnati, quindi il fatto che ci sia stato un ordine del giorno firmato dai 377 comuni non è solo dire vabbè vi diamo l'appoggio, è anche un impegno preciso che poi tutte le comunità sarde in questo caso stanno prendendo sulla valorizzazione. Io credo che lei abbia detto parole che non meritano ulteriori aggiunte e commenti, quindi ciò che potrei aggiungere io non avrebbe nessun significato di aggiungere davvero qualche cosa di importante. Io credo che uno dei problemi fondamentali che noi sardi spesso abbiamo avuto in passato è quello di avere difficoltà a mettere in rete le competenze, i talenti, la disponibilità, la forza di unire persone che ragionano in modo diverso, che vengono anche da esperienze politiche differenti, intorno a un progetto che diventa il progetto dei sardi, quindi qualcosa che unisce. Noi abbiamo, lei lo sa, lo avrà imparato, lo starà imparando anche il direttore della Nuova Sardegna, noi abbiamo la tendenza a essere individualisti, quindi abbiamo la tendenza a considerare progetti che hanno centralità su singoli comuni, su singole attività di impresa e che hanno difficoltà a credere in un progetto complessivo. Il direttore della Nuova Sardegna ha parlato della destagionalizzazione, a me è capitato per una coincidenza di quelle che succedono in politica, oltre 20 anni fa, di fare il presidente dell'ente sardo industrie turistiche e ovviamente ho partecipato a un'infinità di convegni sulla destagionalizzazione, sono identici a quelli che si fanno adesso. Allora, forse dovremmo cominciare a porci un problema, dobbiamo offrire qualche cosa che stia sul mercato 12 mesi all'anno, se vogliamo che il ragionamento, oltre che fare cassa sui convegni, possa servire a qualcosa. Quindi il tema è dare un racconto che vada oltre la Sardegna. Per dare questo racconto bisogna che i sardi decidano di investirci risorse importanti. Oggi la Regione sta mettendo risorse significative sul progetto Sardegna verso l'UNESCO, che è stato finanziato con la legge regionale 1 del 2023 con quasi 35 milioni di euro, che non vanno certo all'associazione, vanno ai comuni che decidono di migliorare la fruibilità dei loro siti e che iniziano a raccontarli. Senza grandi investimenti sul racconto non andiamo da nessuna parte. Grazie, e quindi torniamo al tema della narrazione. Direttore, lei che poi dirige un giornale, quindi la narrazione è sostanza. È piuttosto importante. Mi consente una battuta. Prima stavate dicendo noi in Uraghi li tenevamo nell'armadio delle... Adesso ho fatto una forzatura. In realtà io credo che magari la gente li abbia tenuti sulla mensoletta da qualche parte in casa senza poi sapere esattamente il valore che questi monumenti hanno e quanto potenzialmente possono essere importanti per il futuro della Sardegna. Abbiamo parlato di destagionalizzazione, questo potrebbe essere oggettivamente il veicolo principale, perché in Sardegna non vieni... Ecco, ma lei da non sardo come lo percepisce? Ecco, perché quindi lei dice io sono in Sardegna da pochi mesi e quindi, questo valore come lo percepisce? Sono osservatore. Sì. Allora io vi posso dire, come si dice delle volte, da continentale, no? Sì. Allora uno in Sardegna non viene a novembre per andare al mare, non si va al mare a novembre, non sono le Maldive. Uno viene perché c'è qualcosa da vedere. Allora, qualcosa da vedere può essere il percorso di tutti i nuraghi presenti nella Sardegna. E, dicevi giustamente prima, uno ci deve sbattere contro. Cioè io mi aspetterei di scendere all'aeroporto di Olbia, di Cagliari, di Alghero, di quello che sono tre, e trovare già lì qualcosa che mi rimandi a questo e che mi dica già dove devo andare.
trovare già percorsi organizzati, trovare hotel anche lungo il percorso che sono aperti e che magari mi fanno fare questo giro anche con la bicicletta, perché c'è un turismo completamente, non completamente, comunque nuovo, che si è sviluppato molto negli ultimi anni, e che anche il turismo legato, diciamo così, alla salute, all'aria aperta, e anche questo non ha sempre un suo sviluppo nel periodo di massimo apice del turismo, cioè l'estate. Certo. Questo si può anche prolungare nel corso dell'anno, quindi questo secondo me è ma una è delle strade su cui centralissimo. puntare. Ripeto una cosa che ho detto 3 incontri fa, proprio su questa poltrona, e raccontavo un'esperienza che ho vissuto direttamente quando sono stato in Inghilterra. Viaggiavo lungo le strade dell'Inghilterra a 100 km di distanza dalla reggia di Stonehenge. Tutto parlava di Stonehenge, dalla stazione di servizio dove trovavi magnettini, poster, cioè, dai ristoranti dove ti fermavi, cioè, sino a quando, non parliamo di cartelli stradali, immagini, quindi passando lì dicevi, io qui se non mi fermo vuol dire che mi sto perdendo qualcosa di importante, ecco il ruolo della narrazione. La narrazione è molto importante. Ora adesso al giorno d'oggi si dice lo storytelling, no? Ma a me piace dirlo in italiano, cioè la narrazione. La narrazione è importantissima, se non lo raccontiamo, come dicevamo prima, chi lo sa? Chi lo conosce. Ma soprattutto diamo valore, aumentiamo il valore. Però come diceva l'onorevole Vargiu prima, bisogna anche essere d'accordo. Cioè, e torniamo al punto di partenza. Noi dobbiamo avere ben chiaro che cosa vogliamo fare. Poi quando siamo tutti d'accordo su quello, allora riusciamo a essere veramente forti, perché come diceva prima Vargiu, in Sardegna c'è un po' la tendenza all'individualismo. E allora, richiamando quello che invece ho detto prima, non si riuscirebbe forse mai in Sardegna a fare i cosiddetti super bagni che ci sono in Romagna, cioè nel senso io e lei ci mettiamo insieme per fare uno stabilimento ancora più bello e magari per provare a attirare clienti, no? Perché andremo divisi, io faccio il mio e tu fai il tuo. E invece bisogna cercare di fare sistema e puntare fortemente sulla promozione. Qui torniamo a quello che stavo dicendo. Ecco, fare il sistema. Cioè, se siamo tutti d'accordo, poi riusciamo a venderci bene e a raccontarla bene. Assolutamente, onorevole, sia come col ruolo che ha adesso e anche col ruolo che aveva prima, il direttore ci diceva fare il sistema. È una delle cose che forse anche quando lei era presidente dell'Esit, mi sembra, forse era uno dei temi. Cosa che ci impedisce di fare il sistema in Sardegna? Guardi, io non vorrei essere contatto, nel senso che dire che ancestralmente i sardi, dire che Carlo V ci aveva detto che eravamo poco locos y maleudito, insomma le cose che noi normalmente ci portiamo appresso come se fossero una maledizione, io non le vorrei ripensare, nel senso che oggi noi abbiamo comunque una società che è in contatto col mondo, che è in connessione col mondo. Abbiamo giovani che girano con gli Erasmus il mondo intero, che studiano fuori, che possono ritornare in Sardegna se ci sono delle opportunità. Allora dobbiamo liberarci da tragedie che incombono ancestralmente su di noi, che ci hanno impedito di fare cose insieme. Oggi la Sardegna ha bisogno di fare cose insieme. Il nostro andare comune per comune, scuola per scuola, comunità per comunità, associazione per associazione e chiedere aiuto, perché la Sardegna verso l'UNESCO non va a portare un progetto che è a scatola chiusa, va a chiedere aiuto ai sardi perché i sardi investano insieme, al di là di schieramenti politici, al di là abbiano sostanzialmente un progetto che può essere adottato indipendentemente chi è stato pensato. Noi abbiamo la tendenza a portare avanti ciò che pensiamo, che pensa ciascuno di noi, pensando che sia sempre l'ombelico del mondo. E abbiamo anche la tendenza, la dispercezione a credere che la Sardegna sia percepita fuori dalla Sardegna come ombelico del mondo. Noi dobbiamo avere la consapevolezza che nessuno conosce la Sardegna fuori dalla Sardegna, se non per le sue coste che valgono 2 mesi all'anno nel turismo, che nessuno di noi
conosce, nessuno di noi è riuscito mai a far conoscere i nuraghi perché non ne abbiamo mai parlato, ne abbiamo sempre parlato in Sardegna tra di noi. Se uno va a cercarsi la mappa di Google della conoscenza della civiltà nuragica, scopre che la civiltà nuragica è conosciuta in Sardegna. Beh, questa è una tragedia, ed è una tragedia di cui noi sardi siamo responsabili. Allora possiamo uscirne fuori soltanto se noi sardi, tutti insieme, ci convinciamo che sia un asset economico straordinario, quello di investire su qualche cosa che già abbiamo, quindi dobbiamo soltanto levarla dall'armadio delle scope e mostrarla mettendocela al dito e andando alle serate di gala con l'anello col diamante incastonato. Dobbiamo avere la forza, che è anche economica, di narrare al mondo una cosa straordinaria, sapendo che una cosa che non esiste non può essere desiderata, per cui nessuno può desiderare di venire in Sardegna a Certo, novembre, certo. come dice il direttore Tedeschi, se non sa che cosa Se non offre la sa cosa Sardegna a c'è. novembre, non sa cosa c'è in Sardegna a novembre. Quindi o lo diciamo tutti i sardi insieme o non andiamo da nessuna Oppure non parte. andiamo. E quindi il tema della conoscenza, certamente, quindi narrazione l'abbiamo ben definito. Gli ultimi 5 minuti li volevo dedicare, no, li volevo dedicare poi magari su un tema che lei, direttore, all'inizio del suo intervento ha posto in evidenza quando parlavamo di innovazione, e cioè ha detto noi in Romagna, o meglio il modello romagnolo. Mi sembra di aver colto un tema che riguarda un aspetto che spesso nell'innovazione viene messo in secondo piano. Ripeto, noi pensiamo molto all'innovazione tecnologica, meno a quella sul fattore umano. Allora, il tema della centralità del fattore umano, quindi chiamiamola della persona in generale, ma che riguarda anche la conoscenza, cioè tutte quelle che noi chiamiamo soft skill, e quindi gli elementi soft legati più al dimensionamento della persona, e quindi anche in un settore turistico, ma in generale allo sviluppo, porre al centro la persona e il fattore umano, che peso può avere? Lo vede come un elemento innovativo o no? No, assolutamente innovativo, è fondamentale. Per me il fattore umano è fondamentale e l'aspetto digitale, tecnologico, contribuisce ad aiutare questa cosa, ma non può essere sostitutiva. Ne parlavamo prima nel corridoio, prima di entrare. Io raccontavo un aneddoto legato alla Romagna. Una delle prime forme di promozione e di servizio per il turista, perché alla fine è centrale il turista, è centrale la persona. Uno dei primi servizi fu la Publifono. Publifono sulle spiagge di Rimini erano dei pali con degli altoparlanti dove si faceva un po' di pubblicità a qualche negozio, si diceva che film c'era al cinema, nei cinema della città la sera, e si davano informazioni utili, nel senso, sia per su un bambino che si chiama Giacomo, indossa un costume bianco e blu, chi lo trova può chiamare questo numero. La persona veniva messa, cioè, come elemento centrale per dare un servizio in più. Poi la digitalizzazione può ulteriormente aiutarlo. Per curiosità vi dico chi ha inventato la Publifono. La Publifono a Rimini nel 1946 erano in 3. Uno dei 3 era Sergio Zavoli, a cui credo che tutti i giornalisti del mondo debbano molto. Certo, e quindi insomma aveva già visione strategica. Onorevole, gli ultimi 2 minuti, ritorniamo sul discorso della narrazione. Non so se abbiate coniato uno slogan o abbiate o in qualche modo un appello, perché mi sembra di cogliere, diceva lei, se tutti i sardi, è un po' una chiamata alle armi di tutta la collettività sarda, non solo del comitato che lei rappresenta o dei consigli comunali che avete coinvolto, ma di tutta la comunità, giusto? E quindi... Certamente, è la consapevolezza che la chiamata alle armi deve riguardare tutti, ed è anche la consapevolezza, ma lo state sottolineando nella giornata odierna in tutti i modi, che è vincente lo skill mix delle professionalità. Quindi noi abbiamo fatto uno sforzo enorme, e lo facciamo ogni giorno, per spiegare come mai sia un medico o uno che ha fatto politica, come sono io, che racconta i nuraghi e non sia un archeologo. L'archeologo l'abbiamo nel comitato scientifico, quindi tutte le scelte che riguardano la scienza e l'archeologia vengono fatte dagli archeologi, ma insieme a loro lavorano gli architetti del paesaggio, lavorano gli economisti, lavorano gli esperti di marketing, i genetisti, gli antropologi. Cioè, nella narrazione è inevitabile che noi utilizziamo competenze e talenti differenti. Oggi abbiamo... E qui torniamo a fare il sistema. Esatto.
Sulla parte dell'innovazione, tutto il tema dell'intelligenza artificiale, del metaverso, dei digital twins. Quindi tutta questa roba qua deve essere messa insieme, risorse umane, risorse tecnologiche, nella convinzione che il tema della civiltà nuragica possa diventare il tema principale dello sviluppo della Sardegna nei prossimi decenni. Ed è una convinzione che i sardi devono avere in testa, perché la carta d'identità della Sardegna nel mondo deve essere una carta d'identità di unicità e non c'è nient'altro di unico in Sardegna se non la sua antica civiltà. Certo, grazie onorevole anche Grazie a per lei, quest'ultima grazie a voi. sollecitazione e certamente ha individuato e ci sta dando un'indicazione chiara, almeno dal suo punto di vista, di quale può essere una degli asset di sviluppo prossimi per la Sardegna. Quindi la ringrazio e grazie al Grazie direttore a voi di cuore. Bedeschi della Nuova Sardegna per tutti gli stimoli e anche per averci portato un modello insomma, a riferimento, un modello diverso da quello della Sardegna, ma esplicativo di come avere un'idea, portarla avanti sia comunque un aspetto necessario. Lucio, passiamo subito alla quarta, a questo punto sessione dove abbiamo le aziende emergenti, sì, quindi abbiamo Pierluigi Rubatto che è appunto il giornalista della Nuova Sardegna che ci ha accompagnato in questi 4 appuntamenti nel presentare aziende sempre diverse, innovative nel settore. Lascio a lui appunto, prego Pierluigi, vieni e così presenti la tua graditissima ospite, prego. Grazie, buonasera a tutti. Buonasera. Prego, si accomodi qua. Per il quarto e ultimo appuntamento con le aziende top 1000, oggi serve un brindisi e quindi parleremo di vini. Parleremo della cantina sociale di Dorgali, la cui presidente è qui accanto a me, Claudia Secci. Parliamo di vini perché sono, credo, ormai uno strumento di promozione della Sardegna, lo stanno diventando, perché la cantina di Dorgali in tutte le edizioni del Top 1000 è sempre stata presente, perché rappresenta un paese che ha una grande tradizione industriale e artigiana. Pensate che ci sono 8 aziende nella nostra classifica per un paese di 8.000 abitanti, il che significa che c'è un'azienda top 1000 ogni 1000 abitanti di Dorgali ed è un risultato assolutamente rispettabile. Infine, in questo panel cerchiamo di dare importanza alle aziende che danno importanza alle donne, in cui le donne contano. E quindi qui abbiamo una presidente che è multitasking come solo le donne sanno essere, perché oltre a dirigere la cantina è agronoma, imprenditrice agricola e anche maestra. Ci racconterà adesso la sua storia e quella della sua azienda. Claudia Secci, prego. Grazie Pierluigi, buonasera a tutti. Ti ringrazio perché ho colto, come sai, veramente entusiasta l'opportunità di essere qui stasera. Riprendo da ciò che hai detto tu, è vero, mi ritrovo a fare praticamente spesso tre lavori molto differenti tra di loro e questo sicuramente rende tutto molto impegnativo. Il mestiere della maestra mi sono trovata per caso a farlo e poi per scelta assolutamente, ed è un mestiere che sta diventando sempre più impegnativo sia come impegno puramente didattico sia come impegno burocratico, riunioni, documentazioni, quindi riuscire a trovare il tempo anche per tutto il resto diventa sempre più faticoso. L'azienda agricola è un'azienda di famiglia, un'azienda nata a metà degli anni 70, circa 16 ettari di vigneto, non gestita completamente da me ma anche da mio fratello che segue più la parte pratica. Io invece mi occupo principalmente anche là della parte burocratica e amministrativa. E poi c'è la cantina. La cantina è una società cooperativa, quindi ha sicuramente non di facile gestione. Al suo interno abbiamo 180 soci. Di questi soci a loro volta abbiamo altre cooperative, quindi come persone fisiche sono sicuramente di più.
È un'azienda con più di 5 milioni di fatturato che quest'anno ha compiuto 70 anni. È un'azienda che diciamo che abbiamo ereditato quasi tutto il consiglio di amministrazione dai padri, dalle famiglie, quindi sentiamo veramente un attaccamento viscerale, diciamo. Mi trovo al secondo mandato, ho iniziato il primo a fine 2019 e adesso un anno che ho iniziato il secondo mandato. Sono stati degli anni molto faticosi, basti pensare al Covid, quindi alle chiusure, anche alla crisi del settore del vino che adesso stiamo sentendo, insomma. Però diciamo che non ci si annoia, è vero che è faticoso, è vero che è impegnativo, però sicuramente è tutto molto ricco di stimoli. All'interno dell'azienda abbiamo anche un vigneto sociale di circa 60 ettari che curiamo, e ci rapportiamo ogni giorno con le diverse problematiche che si hanno solo dalla produzione ma dalla commercializzazione dei vini. Io vorrei chiedere qualcosa che ha a che fare con quello che è stato detto 5 minuti fa, cioè sul fare sistema. Nella nostra classifica delle prime 1000 aziende della Sardegna ci sono meno di 20 cantine. Quindi è un settore in cui sicuramente c'è poca concentrazione, c'è una miriade di piccole e piccolissime aziende. Questo è un bene o un male? Allora, chiesto a me, sicuramente un male. Vediamo anche nel territorio di Dorgali sono nate negli ultimi anni numerose cantine, piccole cantine. Io non potrei dire, come ho detto prima, sicuramente gestire una cooperativa è molto difficile, però a 70 anni fa, quando quei 7 primi soci si misero insieme, capirono che stare insieme ha i suoi contro sicuramente, ma anche i suoi pro, lo dobbiamo a loro. Dorgali in questo è vincente perché non siamo l'unica cooperativa, ma esistono altre cooperative. E secondo me stare insieme ha sicuramente i suoi vantaggi. Ho detto che il vino sta diventando uno strumento di promozione, di conoscenza della Sardegna in Italia e all'estero. Qual è il suo punto di vista? Allora, sull'estero a mio avviso c'è ancora tantissimo da fare, ma è stato fatto tantissimo. Nei 70 anni della nostra storia abbiamo vissuto veramente momenti molto differenti tra di loro. Basti pensare che negli anni 70 noi commercializzavamo il nostro vino all'estero, in Francia, ma come vino sfuso, vino da taglio. Cioè loro acquistavano il nostro vino e lo inserivano all'interno delle loro bottiglie. Probabilmente noi non facevamo tanta qualità e probabilmente non eravamo bravi a commercializzarlo. Col passare del tempo siamo diventati sicuramente più bravi a produrlo questo vino e più bravi a commercializzarlo, e adesso anche all'estero ci facciamo strada. Vero anche che, come si è detto prima, capita di partecipare a delle fiere, per esperienza diretta ci dicono il vino è buonissimo, mi piace l'etichetta, mi piace tutto, ma dov'è la Sardegna? Quindi Qual è la vostra risposta come azienda? Della Sardegna c'è tantissimo da dire, veramente abbiamo un territorio, noi come dorgalesi siamo anche fortunati ancora di più da questo punto di vista, perché abbiamo un territorio talmente vasto che potremmo parlare per ore della Sardegna. È vero anche che, ripeto, c'è ancora tanto da fare, perché se non la si conosce difficilmente ci si capita. Ecco, voi siete incastonati tra la Barbagia, la Baronia e l'Ogliastra, una zona meravigliosa della Sardegna. Qual è il livello, l'impatto del turismo sulle vostre vendite? Cioè, 2 appuntamenti fa Daniela Falconi, che dirige Fattoria Gennargentu, ci aveva raccontato che d'estate loro vendono molto di più e che poi c'è un effetto rimbalzo dei turisti che tornano a casa e cercano comunque quei prodotti sardi che hanno sperimentato. Accade lo stesso per voi? Posso assolutamente confermare. In che dimensioni percentuali? Allora, al di là delle dimensioni percentuali, possiamo dire che abbiamo dei riscontri diretti, sia all'interno del nostro e-commerce, sia da ciò che ci viene detto dai nostri referenti all'interno della grande distribuzione organizzata. Il vino
ma diciamo certo il consumatore ritornato poi in città contento e soddisfatto delle vacanze fatte a Dorgali va a ricercare il Canno Now perché gli evoca sicuramente le vacanze trascorse in Sardegna, e quindi nei mesi di ottobre e di novembre abbiamo veramente un effetto positivo. Adesso in termini percentuali io non saprei. Va bene, però abbiamo quantificare. parlato, abbiamo la possibilità di agganciarci a altre cose che sono state dette in precedenza. Lei ha citato l'e-commerce, qui siamo nel pieno dell'innovazione. Come si sviluppa per la vostra azienda? E quanta parte delle vostre vendite? Allora, diciamo che veniamo sicuramente, come tutta la Sardegna credo, penalizzati dal discorso del costo che va ad incidere per i trasporti. Io su questa cosa spesso polemizzo perché dico sempre, quando il costo della spedizione va ad incidere talmente tanto che costa più di una bottiglia, io per prima non lo acquisterei, io lo toglierei dal carrello. Purtroppo noi su questo non abbiamo tanto margine, quindi anche nel periodo del lockdown in cui ci sono aziende che hanno aumentato il loro fatturato più del 300%, noi non possiamo dire di aver avuto questo riscontro, assolutamente no, pur avendo un e-commerce che abbiamo da tantissimo tempo, forse siamo state tra le prime cantine sarde ad avere l'e-commerce, però sicuramente questo ci crea Vi fate conoscere con l'e-commerce, vi fate conoscere con i premi. Da poco avete vinto, l'ho letto sul mio giornale, avete vinto un premio per un rosé, giusto? Il novello. Primo novello nato in Sardegna, siamo tra i pochi che ancora resistiamo, solo in 7 produciamo il novello. Non sono attendibili, ricordavo male. Comunque, quanto influiscono i premi sul prestigio, ma anche sul fatturato di un'azienda agricola? Ce ne sono tantissimi, sempre più diffusi, sempre più fiere e mostre. Allora, influiscono sicuramente tanto. Il consumatore vuole vedere i premi, cioè ha veramente ha piacere di vedere, ha curiosità. Il consumatore, anche il più piccolo, una volta che ha il riscontro del premio, è incuriosito da quel prodotto e vorrebbe assaggiarlo. Già questo è importantissimo. Sempre parlando di turismo, un argomento di cui si tratta molto in questi ultimi anni è l'enoturismo. Ci sono delle esperienze in Sardegna, nello specifico a Dorgali e nella vostra cantina? Che cosa può raccontare? Assolutamente sì, l'enoturismo ha preso piede già da qualche anno. Diciamo che le esperienze all'interno della Sardegna sono molto frammentate, non sono uguali. Ci sono aziende che magari hanno potuto all'interno avere in dotazione risorse proprie da investire, che sicuramente hanno progredito più velocemente di altre. Ci sono, come dicevamo prima, magari piccole cantine, non all'interno di Incoste ma all'interno della Sardegna, che sicuramente hanno avuto più difficoltà. Si è formata una rete enoturistica, si è andata a formare 4-5 anni fa, al cui interno ci sono circa 40 aziende. C'è ancora tanto da fare, siamo molto lontani da regioni come la Toscana, il Piemonte. Ecco, io non avendo mai sperimentato vorrei capire che cosa propone esattamente l'enoturismo. Allora, le persone non vogliono più comprare un prodotto, hanno bisogno di conoscere ciò che c'è dietro quel prodotto. L'enoturismo dà questo, hanno bisogno di conoscere i volti di chi produce quel prodotto, di passeggiare lungo le vigne, che gli venga raccontato come viene coltivata quella vigna, e hanno bisogno di conoscere come viene fatto all'interno della cantina. Ecco, gli si dà tutta questa opportunità e al termine anche la degustazione. Ecco, e che tipo di professionalità occorrono per lanciarsi in questo mercato? Allora, delle professionalità che alcune all'interno appunto della loro cantina già hanno, ma qua faccio un appunto, ci sarebbe da fare anche tanto dal punto di vista della formazione. La rete enoturistica sarda è nata anche per questo, per formare le persone che già lavorano all'interno della cantina, ma che sicuramente possono essere ancora più preparate per accogliere, per far vivere un'esperienza a 360 gradi. Torno a un tema a cui accennavo all'inizio e che so a lei ovviamente sta molto a cuore. In Sardegna è nato un movimento, è nata un'associazione che si chiama Le Donne del Vino, di cui ovviamente lei fa parte, ma siete tantissime, ci può raccontare?
Allora, a me sta molto a cuore perché anche noi siamo un'azienda di donne del vino, assolutamente. Io faccio parte delle donne del vino da prima di essere presidente. All'interno del consiglio d'amministrazione c'è un'altra donna, noi abbiamo 7 dipendenti donne, abbiamo 60 socie donne, non è un numero, è un numero veramente importante. L'associazione è un'associazione molto forte a livello nazionale, è un'associazione che conta quasi 1000 iscritte, è forse l'associazione più numerosa al mondo delle donne del vino. All'interno della Sardegna si può fare ancora tanto, siamo circa 50 iscritte, che lavoriamo bene, lavoriamo in sinergia, in collaborazione, c'è una condivisione di ciò che viene fatto all'interno delle proprie cantine. Io non sono, è particolare la presidenza all'interno di una società cooperativa, ma all'interno delle cantine private le donne esistono da tantissimi anni, quindi non c'è nulla di... Riuscite a fare squadra, quindi? Sì. Bene. Prima mi ha detto una cosa che mi ha colpito. Esportavamo già tanti anni fa, diversi decenni fa, esportavamo male un prodotto che sicuramente non era di qualità. Secondo lei, quando i vini sardi hanno cominciato davvero a fare un salto di qualità e quanto ancora resta da fare? Parlo per esperienza personale, noi abbiamo iniziato circa una ventina d'anni fa. Abbiamo cambiato completamente, c'è stato un momento in cui ci siamo resi conto che non era più importante la quantità, ma era fondamentale la qualità. Quindi ci siamo affiancati da un consulente esterno, ci siamo fatti consigliare, siamo partiti da un processo di qualità all'interno delle nostre vigne, quindi basse produzioni per ettaro. È stato difficile far entrare... Sì, questo le volevo chiedere. Come avete fatto a convincere tutti i soci che bisognava cambiare, che non si doveva più fare come si era sempre fatto? L'unico modo possibile è quello della remunerazione delle uve. Abbiamo cambiato completamente il pagamento delle uve e paghiamo le uve con 3 obiettivi differenti, quindi chi vuole può fare il primo obiettivo, che è quello con l'uva scelta in cassetta, e ancora le rese ancora più basse, secondo, terzo obiettivo, e le uve vengono pagate in maniera differente, hanno delle penalizzazioni oppure possono essere pagate di più. Questo è stato fondamentale e abbiamo fatto passi da gigante, veramente la qualità è cambiata completamente, ma non solo la nostra. Adesso credo che in Sardegna tutte le cantine facciano veramente dei vini di qualità, perché per tutti è diventato fondamentale. La concorrenza poi ha fatto sì che veramente diventasse importante per tutti. Ecco, cosa percepite dal mercato continentale ed estero? Che tipo di prodotto vi chiedono? E quanto sentite di dovervi adeguare a questa richiesta? Sicuramente ci chiedono, ci siamo adeguati perché abbiamo veramente tantissime referenze. Noi all'interno abbiamo più di 30 etichette differenti, quindi non possiamo lavorare tanto abbiamo più del 90% Cannonau, perché proveniamo da un territorio a vocazione per il Cannonau, un po' meno per il Vermentino, ma facciamo anche dell'ottimo Vermentino, una gradazione alcolica importante. I vini vengono apprezzati a prescindere, non hanno particolari richieste. Molto spesso le richieste più strane sono quelle invece che riguardano le etichette e quindi come il vino viene presentato. Il packaging? Assolutamente sì. E qui come vi siete adeguati? Ci adeguiamo nel senso cercando anche di andare incontro e di personalizzare a seconda delle richieste. Qual è il prodotto più... non so che aggettivo usare, direi innovativo, però mi viene anche da dire bizzarro, la cosa più strana che vi siete inventati e che pensate di essere riusciti a far funzionare? Forse la cosa più strana sicuramente il vino senza solfitti aggiunti, non più strana, la cosa forse più innovativa degli ultimi anni è stata questa, è stato un prodotto che ci richiedeva il mercato e che ha avuto degli ottimi riscontri. Benissimo, io direi che la conversazione è stata fitta e interessante, che possiamo salutarci. Io ringrazio naturalmente per lo spazio che è stato offerto a questo supplemento della Nuova Sardegna che ogni anno mette in fila le 1000 più grandi aziende sarde. Ne abbiamo scelte 5 alla fine, perché di più non ci stavano, ma speriamo che gli anni prossimi possiamo aggiungerne altre. Ancora altre. Grazie a tutti. Grazie Presidente, grazie Pierluigi. Arrivederci. Appuntamento allora al Sardinia Tourism Call to Action del 2024.
Passiamo al prossimo panel. Dovremmo avere collegato con noi il professor David Yarak. Caro Lucio, ciao, buonasera Ancora a non ti tutti. vediamo, Io ci sono. ti sentiamo ma ancora non ti vediamo. Ah, voi lo state vedendo. Ecco, Eccoci qua, adesso ti vedo sono, anch'io. sono. Ecco Eccoci Davide. Allora Davide, lasciati presentare a chi ancora non ti conosce, anche se sei ospite ormai fisso del nostro Sardinia Call to Action. Davide è il CEO, quindi l'amministratore delegato di un'azienda di consulenza internazionale che si chiama 18 febbraio, è docente Bocconi, è consulente di ATRI, Associazione Travel Retail, quindi ci dà degli spunti interessantissimi in svariati campi. Ricordo solo che negli anni 90 le dispense di un tale David Yarak, Airline Management, giravano fotocopiate all'interno degli uffici di Meridiana, dove io ero un giovane manager. Credo che fossi tu. Ahimè, Ho dei sospetti che fossi è tu. passato qualche anno. David è un amico, naturalmente, come avete capito, ha solo un piccolo difetto, è interista. Questo purtroppo. Ma nessuno è perfetto, per cui insomma passiamo Questo dà sopra molto questa fastidio agli invidiosi, gravissima diciamo. carenza nella sua formazione calcistica e veniamo a noi. Noi utilizziamo David perché ci dà una costante visione su quello che è il futuro e anche oggi il tuo compito è quello di raccontarci un pochino lo scenario macroeconomico e come andiamo a impattare sul 2024, naturalmente con un occhio di riguardo al settore turistico. Dunque, innanzitutto partiamo dai dati che sono stati rilevati dagli organismi internazionali. C'è un generale consenso, diciamo, moderatamente pessimista sul PIL, salvo tra l'altro essere un pochettino disconfermata questa affermazione solo 3 ore fa, perché il PIL americano addirittura è sopra le aspettative nell'ultimo mese. Quindi, diciamo, c'è un consenso maggioritario che forse è un po' troppo pessimista anche rispetto allo stato dell'arte. Il 2024 si caratterizza a livello macroeconomico anche per un dato molto chiaro. L'inflazione, come l'abbiamo vissuta sulla nostra pelle di consumatori nell'ultimo anno e mezzo, è destinata a recedere in maniera sostanziale. Anche oggi il dato della Germania, che ha perso lo 0,3% di inflazione solo in un mese, segnala come questo fenomeno sia in evidente contrazione perché i prezzi delle materie prime petrolifere sono in sostanziale calo o stabilizzazione e i prezzi delle altre commodities risultano in calo. Detto questo, il 2024 ha dei punti interrogativi che, come potete prevedere, fanno riferimento allo scenario geopolitico, anche se in questo caso solo 2 settimane fa il conflitto medio orientale poneva molti punti in domanda e molte preoccupazioni, anche qui forse lo scenario tende a essere un pochettino migliore del previsto. Ecco, quello che mi viene da dire è che a livello turistico noi abbiamo assistito negli ultimi 2 anni a un chiaro fenomeno che si chiama in gergo di pent-up demand, in inglese, o di revenge travel. Vuol dire le persone bloccate nei fatti in casa, e tutti sappiamo, abbiamo vissuto sulla nostra pelle questo cosa ha voluto significare, finalmente liberati dalle catene, hanno ripreso a viaggiare con una forza e una costanza assolutamente imprevista rispetto a tutti gli organismi di ricerca internazionali. Di fronte, tra l'altro, a quella che io chiamo la turboinflazione nel settore dei viaggi, perché vi sarete accorti naturalmente tutti come i voli aerei sono sostanzialmente circa il 50% più cari rispetto all'anno scorso. Bene, questo aumento inflattivo o turboinflattivo non ha in realtà creato una, diciamo, dinamica contrattiva in termini di elasticità della domanda al prezzo per quanto riguarda i volumi. Tra l'altro la buona notizia è che sembra che anche il 2024 per lo scenario attuale, quindi per i bookings attuali, sembra confermativo in questo senso. Quindi mi sento di dire che nonostante, ripeto, l'apertura che ho fatto, lo scenario possa comunque essere moderatamente, diciamo, ottimista e non pessimista, perlomeno per l'industria dei viaggi. Ci sono altre industrie, tanto per fare un esempio, l'industria degli orologi di lusso, che ha vissuto un boom per quanto riguardava la pandemia, perché venivano considerati
beni di investimento. Probabilmente avete letto sulla stampa anche in senso lato il mondo del lusso durante la pandemia o immediatamente dopo la pandemia aveva riscontrato una grande crescita. Ecco, forse c'è una rotazione settoriale e i viaggi si stanno un po' riprendendo dopo, onestamente, le grandissime perdite riscontrate durante il picco pandemico. Grazie David. Ascolta, dal tuo osservatorio privilegiato, che riesce a vedere anche dei macro fenomeni, noi abbiamo avuto un forte calo dei passeggeri asiatici. Com'è il mercato cinese in termini turistici? Allora, sappiamo tutti che la Cina, più che l'Asia, la Cina nello specifico è stata forse l'ultimo grande mercato a uscire dalle restrizioni del Covid per quanto riguardava la mobilità. Quando ne è uscita, questo ha comportato una ripresa dei flussi di volato essenzialmente di natura domestica, quindi c'è stata un'impennata dei voli domestici, attenzione domestici vuol dire anche Hainan per esempio, o varie località turistiche diciamo del luogo. La domanda internazionale è stata un pochettino più conservativa. Ecco, la buona notizia è che nel 2024 torneranno a sbarcare in Europa e naturalmente di conseguenza in Italia molti più cinesi. Attenzione, non ci sono ancora tutte le connessioni aeree anti-Covid riattivate per quanto riguarda i voli diretti, per esempio, tra Italia e Cina. Anche qua vediamo una tendenza che anche nel 2024 in questo caso non arriverà al pieno anti-Covid in logica di frequenze, tuttavia non c'è dubbio che il passeggero cinese tornerà. Ecco, se posso dire, se fate caso a quello che è successo negli ultimi 2 anni, a fronte dell'assenza del passeggero cinese, il turismo italiano ha vissuto dell'iperboom per quanto riguardava la componente di traffico nordamericana, leggi statunitensi e canadesi, gli statunitensi in particolar modo nel 2022 molto aiutati dal cambio favorevole euro-dollaro. Ecco, continueranno a esserci nordamericani, la buona notizia è che torneranno i cinesi. Allora, parlavi prima Lucio di travel retail, non c'è dubbio che il travel retail viva anche del passeggero cinese che non è in assoluto il più alto spendente dell'Asia, perché il sudcoreano è più alto spendente del cinese, però chiaramente i volumi dei cinesi parlano da sé. Ecco, sempre sull'Asia mi permetto di segnalare come arriveranno nel 2024 in Italia connessioni non stop, per esempio dal Vietnam, mercato in grande boom e come al solito questi mercati che sono in forte, diciamo, crescita economica segnalano anche un turismo outgoing che anche in questo caso in maniera di innovazione, diciamo, di cittadinanza comincerà a sbarcare presso le destinazioni italiane. Vorrei farti una domanda sul trasporto aereo. Abbiamo visto in questi ultimi 20 anni una grande evoluzione dei vettori low cost. All'inizio l'abbiamo un po' osteggiati, avevamo anche un po' la puzza sotto il naso perché trasportavano saccopelisti, mi ricordo insomma le polemiche di qualche anno fa. Questo fenomeno è andato in grande evoluzione, la qualità del passeggero low cost si è totalmente trasformata. Adesso Ryanair trasporta 170 milioni di passeggeri, il primo vettore europeo. Sì, è vero, e nel 2030 ne porterà 500 milioni, per esempio, quindi i dati sono assolutamente confermativi di quello che stai dicendo, Lucio. In realtà si potrebbe dire anche che oggigiorno il volato low cost rappresenta per molte destinazioni regionali, diciamo, l'unica occasione di avere connessioni non stop verso altri bacini. Questo porta fisiologicamente ad attrarre, per quanto riguarda quel determinato vettore aereo, una domanda di passeggeri che non è, come dicevi tu, come in passato basso spendente, ma è di ogni categoria, anche alto spendente, perché chiaramente la connessione non stop risulta essere di maggiore valore aggiunto per quello che sostanzialmente viene segnalato. Ecco, tra l'altro un caso che avete vissuto anche voi su Olbia è che i vettori low cost oggi agiscono anche in logica intercontinentale, perché sappiamo benissimo che ci sono alcuni vettori low cost che dal mercato del Middle East portano traffico verso l'Europa e sappiamo, come dicevi tu, come questo traffico sia pregiato e alto spendente. C'è una possibile innovazione per quanto riguarda il 2024 che sono connessioni non stop con aerei a corridoio singolo a partire dal mercato nordamericano verso connessioni
diciamo regionali. Vero è che ad oggi queste connessioni le vediamo concentrate su Amsterdam, Parigi, Londra, però le vediamo progressivamente anche su Birmingham, su Edimburgo, e quindi fisiologicamente si estenderà anche il bacino degli aeroporti, diciamo, regionali. Oggetto. Qui il limite, secondo me, non è rappresentato dalla domanda, ma è rappresentato dall'offerta di aeromobili. Vale a dire, queste rotte sono sostanzialmente operate con un aeromobile, che è la 321 a lunga distanza, che purtroppo viene ancora consegnato in numeri troppo limitati per far fronte alla domanda. Faccio un esempio: un piccolo vettore aereo turco di bandiera locale, e tutti potete immaginare chi sia, 10 giorni fa ha ordinato 300 di questi aerei, quindi pensate a questo che cosa voglia dire in logica di generazione di nuove connessioni e di nuove opportunità di sviluppo di quella che un tempo si chiamava hub bypassing, e quindi di uscita, diciamo, dalle connessioni a una fermata verso servizi diretti che, come dicevo in precedenza, sono particolarmente apprezzati dal nostro cliente passeggero. Senti, sempre sul trasporto aereo, situazione ITA, situazione Aero Italia, nel 2023 abbiamo visto numerose aggregazioni. Cosa prevedi per il 2024? Beh, innanzitutto nel 2024 la notizia di oggi è che ITA ha chiuso il volo New York, Milano, Malpensa non stop, uscendo totalmente dalla presenza su Malpensa. Lascio a voi il commento se questa sia una scelta saggia o meno. 18 febbraio ho appena commentato su LinkedIn questa situazione. Certamente nel 2023 abbiamo assistito a due grandi, diciamo, punti di interesse per quanto riguarda le fusioni e acquisizioni. Uno lo menzionavi tu, il prospect deal tra ITA e Lufthansa. Caro Lucio, al momento non è ancora ratificato nemmeno in Commissione europea, quindi ahimè dobbiamo ancora parlare di prospect deal. Personalmente ritengo che non ci siano situazioni di rottura del deal, anche perché penso che a livello governativo qualcuno ne pagherebbe le conseguenze dopo essersi speso in questa natura. L'altro grande deal è stato rappresentato da SAS, Scandinavian Airlines, che, andata in amministrazione controllata, è stata acquisita da un consorzio in cui in testa c'è un fondo di investimento americano che si chiama Certares, che dovrebbe suonare familiare a qualcuno perché aveva guidato l'accordata ai tempi di Draghi di acquisto di ITA con Air France, poi stoppata dal nuovo governo, ma dentro questa accordata c'è anche Air France KLM che ha acquistato il 20% di SAS. Ecco, questo ci dice un primo messaggio a livello di settore, vale a dire quelle famose alleanze ombrello, Star Alliance, One World, SkyTeam, sono assolutamente inesistenti a livello strutturale, perché cosa succede? Un founding manager member, scusate, di Star Alliance, quale SAS, viene acquisito dal France KLM e passa a SkyTeam. ITA Airways passerà da SkyTeam a Star Alliance. Ecco, quindi una prima situazione che vedremo è il passaggio tra le varie alleanze. Peraltro questo crea delle complessità operative straordinarie. Attenzione, nel 2024 ci sono almeno altri due dossier aperti che in realtà trarranno implementazione. Uno fa riferimento a TAP. Anche in questo caso fonti pubbliche, non commento ulteriormente, dicono che Air France KLM sia in pole position per l'acquisto di TAP. La seconda, e qua non posso fare il nome, è un vettore dell'Est Europa che da tempo è sui nostri tavoli come dossier e che probabilmente potrebbe essere finalizzato come deal anche in questo caso, secondo me nella seconda metà dell'anno. La grande altra provocazione che volevo farvi è: io ho continuato a parlare solo di vettori tradizionali, come li chiama qualcuno, in realtà presto avverrà il momento di fusioni e acquisizioni anche tra vettori low cost. Non vi è dubbio che Ryanair, dicevo prima, rimarrà come grande operatore. Fra 4 o 5 anni noi prevediamo che ci sarà un solo altro operatore low cost a livello di capacità di competere con Ryanair, vale a dire ottenere quella massa critica di 500 aeromobili che risulta essere l'unica in grado di ottenere quelle economie di costo che permettono di produrre redditività. Faccio un passo indietro ricordando che alcuni mesi fa Wizz Air aveva fatto un'offerta per l'acquisto di EasyJet, rifiutata dal board di EasyJet. Vi ricordo anche che Volotea qualche settimana fa ha inaugurato un code sharing con Eurowings, che è il vettore low cost di Lufthansa. Potrebbe essere qualcosa che prelude a una nuova forma di acquisizione. Beh, in ogni caso ci aspettiamo anche movimenti, diciamo, nel settore low cost europeo, perché naturalmente, dicevo prima, la concentrazione è d'obbligo per ottenere economie di scala.
Ascolta Davide, nel 2023 gli aeroporti della Sardegna hanno sostanzialmente più che recuperato il gap rispetto al 2019, no? Questa curva che abbiamo avuto per l'effetto Covid, diciamo che l'abbiamo superata, quindi siamo positivi. Il comparto del trasporto aereo è sano da questo punto di vista, ha superato la crisi. Allora, diciamo che sta uscendo dalla convalescenza, nel senso che nel 2023 il settore delle aerolinee a livello mondiale sprogionerà qualcosa come 22,4 miliardi di dollari di profitto operativo. Ricordo che nel 2020 ha perso 150 miliardi di dollari, questo per dire che forse è una prima spiegazione per cui i vettori aerei stanno diciamo, aumentando le tariffe, devono rifocillarsi di diciamo, cash. Allora, Lucio, non c'è dubbio, le compagnie aeree stanno uscendo dalla convalescenza, gli aeroporti europei, e in questo caso c'è differenza tra mercato e mercato, mentre per esempio Germania e i Nordics sono ancora lontani dal recupero di posizioni pre-Covid, l'Italia, dicevi tu, come sistema aeroportuale, la Sardegna sicuramente è una best in class in questo senso, ma mi piace dire che gran parte degli aeroporti italiani sono in questa condizione e hanno recuperato i livelli pre-Covid. C'è però un grande problema, perché noi dobbiamo pensare sempre che quando si parla di trasporto aereo si parla di una filiera, quindi di un set allargato di attori. C'è una chiara restrizione per quello che riguarda i servizi di controllo del traffico aereo. Probabilmente avete letto anche nei giorni scorsi che c'è carenza di controllori di volo per quanto riguarda la Francia. Purtroppo, mentre un operatore aeroportuale lo si forma in alcune settimane per i ruoli operativi, ahimè, per formare un controllore di volo servono da 3 a 4 anni e durante il Covid l'Italia se l'è cavata con la cassa integrazione. In realtà gli altri mercati hanno prodotto licenziamenti e ora a riprendere personale bisogna selezionarli e formarli. Risultato, anche nel 2024 la Francia chiaramente è uno snodo fondamentale del traffico europeo per tutto quello che vuol dire voli in sorvolo, in origine e destinazione. Anche nel 2024, ahimè, aspettiamoci cancellazioni e ritardi perché queste restrizioni sono, diciamo, molto chiare. Per non dire altri casi come l'aeroporto di Schiphol ad Amsterdam che discute di una riduzione del 40% degli slot offerti al mercato dei vettori, in questo caso diciamo per temi di sostenibilità ambientale, quindi abbattimento delle emissioni rumorose e inquinanti prodotti dagli aerei. Ascolta, una domanda che sorge spontanea per il fatto che stamattina avevamo delle scolaresche, sai che il call to action si apre anche a studenti, start-uppers, in termini di condotte manageriali. Quale tip puoi dare ai nostri ascoltatori, a quelli che ci stanno seguendo online e che ci seguiranno e che andranno a vedere poi le nostre puntate? C'è qualcosa che puoi segnalarci? Ma io farei riflettere innanzitutto su una parola, digitalizzazione. Allora, io personalmente quando continuo a sentire che si insegna marketing e dei corsi di digital marketing, penso che mi si rizzino i pochi capelli che mi sono rimasti in realtà. Ma come è possibile ancora oggi considerare il digital un tema, diciamo, di multicanalità e quindi si offre il prodotto turistico o offline e anche online? Signori, la digitalizzazione non vuol dire questo, non è solo un tema distributivo. Allora, ricordo a tutti che nel 2025, cioè dopodomani, nei fatti, oltre il 50%, esattamente il 52% del totale dei passeggeri viaggianti saranno la generazione dei millennials e la generazione Z. Le nostre evidenze ci dicono che queste due categorie di clienti in realtà ricercano non solo il prodotto, quello è un dato per scontato, ma ricercano l'esperienza. Sentivo prima un pochettino parlare di questo, sentivo parlare di parole come sono collegato un po' prima Lucio, quindi ho ascoltato l'interessantissima discussione, sentivo parlare di termini come storytelling, ma l'esperienza digitale è ancora di più, questo bisogna fare. Quindi primo tema, digitalizzazione intesa a 360 gradi e non più certamente limitata solo a un canale di vendita distributivo. 2, altro tema oggigiorno di cui si parla, forse anche a sproposito, leggevo anche oggi sul principale quotidiano economico che c'è una rivista americana che viene accusata di produrre i suoi articoli attraverso l'intelligenza artificiale, che è un pochettino, diciamo, la morte, se vogliamo, del giornalismo, perlomeno di chi lavora nel giornalismo. Ma detto questo, non c'è dubbio che l'intelligenza artificiale entra in realtà nel 2024 in maniera chiara anche per quello che riguarda il turismo.
un noto produttore di sistemi di prenotazione, in questo caso per il traffico di affari, nel 2024 lancia la sua nuova release con l'intelligenza artificiale che sarà in grado di predire, o in certi casi potremmo dire anche distorcere, la scelta a favore dell'uno o dell'altra location, dell'uno o dell'altra struttura alberghiera sulla base del budget, sulla base delle esperienze passate, sulla base delle review degli altri consumatori e così via. Quindi mi verrebbe da dire, Lucio, per rispondere, digitalizzazione a 360 gradi e finalmente cerchiamo di mettere in pratica l'intelligenza artificiale non per fare, diciamo, dei testi banali, ma proprio per creare sostanzialmente una struttura articolata di offerta. Perfetto. Ascolta, abbiamo fatto una bella panoramica a livello globale, abbiamo delineato uno scenario economico ampio. Il nostro operatore adesso si sta chiedendo, sì, ma in Sardegna, scendiamo un pochino più sul concreto, cosa possiamo fare in Sardegna? Allora, senti Lucio, io guardavo nei giorni scorsi una ricerca internazionale che viene in realtà dall'Europa direttamente, che spiega quali sono i criteri che gli europei adotteranno per la scelta della loro prossima vacanza. Me li sono segnati e mi permetto di leggerveli. Primo, sono in ordine di ranking, le condizioni meteo, poi vorrei customizzarle sul caso della Sardegna. Le condizioni meteo. 2, la disponibilità di promozioni o prezzi bassi. 3, l'accoglienza. 4, il non affollamento. 5, il trasporto aereo diretto. 6, un'eredità culturale preservata. 7, l'esistenza di particolari protocolli sanitari. 8, nessuna restrizione di viaggio. Analizziamoli a uno per il caso della Sardegna, Lucio. Le condizioni meteo parlano da sé, insomma, la Sardegna è un'isola che gode sicuramente di un clima mite e magari poi ci torniamo dopo anche esteso durante l'anno. Sentivo prima parlare di un tema su cui abbiamo lavorato forse 20 anni fa, già la prima volta, ed è la destagionalizzazione. 2, la disponibilità di promozioni o prezzi bassi, in cui forse la Sardegna se la gioca meno bene rispetto ad altri contesti di riferimento. Personalmente ritengo che la Sardegna debba essere posizionata con prodotto di qualità e quindi non attrarre, diciamo, il primo prezzo. 3, l'accoglienza. Voi sardi siete maestri. A me spiace oggi non essere con voi lì perché quando vengo trovo sempre il calore della gente, degli amici che mi abbracciano. Mi permetto di ricordarvi Sarkozy, quando era presidente in Francia, che scrisse sulla pagina di tutti i quotidiani francesi un invito ai propri concittadini. Per cortesia, siate gentili con i turisti, siate gentili con i turisti. Vi assicuro che uno come me, che vive parte dell'anno in Francia, sperimenta quotidianamente cosa questo voglia dire. Il non affollamento. Certo, la Sardegna, ancora una volta, secondo me, essendo un prodotto di qualità, è poco affollato, relativamente meno affollata rispetto ad altri contesti di cui sentivo prima qualcuno menzionare come paragone. Il trasporto aereo diretto, avete fatto passi da giganti questi anni, 3 aeroporti sostanzialmente hanno sicuramente incrementato la connettività aerea, si può fare ancora, certo, ci state sempre lavorando, però purtroppo ancora una volta ci sono dei vincoli infrastrutturali perché con una grande polarizzazione del traffico così marcata, evidentemente anche qualsiasi aeroporto non può far fronte, deve fare chiaramente delle scelte, ancora una volta secondo me, verso la qualità. Un'eredità culturale preservata, sentivo parlare prima di Nuraghi, parla da sé come la Sardegna abbia una storia da raccontare e possa raccontarla in maniera differenziale. Altre destinazioni turistiche se lo possono solo immaginare, quello che i sardi hanno da raccontare. L'esistenza di particolari protocolli sanitari e nessuna restrizione di viaggio mi sembra un tema, ahimè, ancora, grazie a Dio, del passato su cui si è risolto. Quindi in ultima istanza, secondo me, la Sardegna è nelle migliori condizioni di poter costantemente crescere. Mi viene da dire che negli ultimi anni la Sardegna abbia fatto molto bene a livello turistico, è stata agevolata certamente da una serie di tensioni geopolitiche che hanno diretto o convogliato traffico addizionale rispetto a altre location, però non c'è dubbio, ripeto, che la particolare essenza della Sardegna, quindi la qualità dell'offerta, la qualità del territorio, la qualità, sentivo prima parlare enogastronomica ancora, ma la qualità della gente crea essenzialmente un buon biglietto da visita e ricordatevi sempre che quando un cliente è soddisfatto, insegniamo in aula, diventa anche fedele e quindi ritorna evidentemente anche con una minore, diciamo, elasticità
della domanda rispetto al prezzo, e quindi il tema di promozioni a bassi prezzi, tutto sommato, in ultima istanza, come dicevo prima, forse sfuma. Beh, direi che possiamo essere soddisfatti. Ci hai dato quasi un decalogo, 8 punti da tenere presenti. Ci hai dato uno scenario estremamente complesso ma estremamente chiaro su quello che sarà il futuro prossimo. E non mi resta che ringraziarti, David, e augurarci di averti ancora con noi perché abbiamo bisogno delle tue analisi. Grazie davvero. Sempre un piacere, naturalmente grazie a te, grazie a tutti gli ascoltatori e naturalmente buone feste, buon Natale da parte mia. Grazie, ricambiamo. A presto, David. Call to action continua. Professor Usai, a lei la parola. Bene, Abbiamo in connessione. ci siamo, bene, buonasera Global a tutti, Blue. riprendiamo, grazie Lucio, abbiamo con noi un ospite importante che ci regalerà una visione diversa del turismo partendo da dati strategici. È con noi Andrea Maccagno, Global Blue. Andrea, ciao, grazie per la pazienza, siamo andati un po' lunghi con gli altri interventi, ma c'è un grande effetto attesa. Ho raccontato a tutti che finalmente parliamo di dati qualitativi e lo facciamo puntando su quei dati che tutti noi vediamo leggendo la targhetta tax free, ma poi ci dimentichiamo del grande valore. Voi siete questo, ma molto molto altro. Andrea Maccagno, chi è Global Blue, che cosa fa, e poi arriviamo al focus dei nostri dati. Assolutamente, buonasera Antonio, grazie mille, nessun ritardo, anzi mi ha fatto piacere sentire l'intervento di prima che mi ha dato numerosi spunti su cui magari poi dopo dico qualcosa anch'io. Ho preparato un paio di slide, ma andrei veloce su chi è Global Blue. Chi lavora in aeroporto ovviamente ci conosce, gli altri magari diciamo due cose in più. Siamo un partner leader nel settore del tax free shopping, come hai giustamente detto tu, ma ci occupiamo anche di altre tematiche come pagamenti, soluzioni di retail tech. Siamo presenti in 53 paesi del mondo e tenete conto che 2/3 della spesa tax free è fatta in Europa, e l'Italia, insieme alla Francia, ha un peso specifico all'interno della percentuale che vi dicevo prima. Le slide le state mandando voi, quindi Sì, adesso le girate facciamo, pure. chiedo alla regia di farle scorrere, perfetto, andiamo un po' avanti. Esatto. I 3 pillar su cui si concentra Global Blue li ho un po' accennati prima: tax free shopping, quindi quella possibilità che è data al turista internazionale di venire in Europa, in specifico poi nell'Italia, acquistare un bene che porta nel paese d'origine, quindi che non usa in Italia, e sul quale ottenere il rimborso dell'IVA. Noi ovviamente facciamo la parte di intermediario finanziario, ma non siamo solo questo, noi offriamo al mondo retail una consulenza a 360 gradi, tra cui proprio il mondo dati, che è Infatti quello che... andando avanti Esatto. possiamo vedere, andando avanti con Esatto. le slide, che questi sono i vostri 3 pillar, poi avevo preparato uno specchietto sugli step del tax free, ma se vogliamo andare oltre alla parte dei dati, come Però stavo guarda, è accennando... un elemento interessante quello del tax free, perché lo accennavo prima, Andrea. In effetti noi stiamo entrando a pieno titolo su un database fondamentale che ci restituisce un'immagine qualitativa, e siamo abituati tutti, noi ci siamo conosciuti quasi casualmente quando una testata giornalistica regionale mi ha chiamato per chiedere di analizzare i vostri dati. Nell'analisi dei vostri dati, la mia più grande sorpresa, perché ho avuto un vostro report riservato, è stata quella di vedere una profilazione molto molto approfondita che ci faceva comprendere non soltanto come il turista spendeva, ma una serie di altre variabili che diventano strategiche e fondamentali per tutti gli operatori turistici. Noi ci preoccupiamo sempre, lo dicevamo anche stamattina durante la nostra prima parte dei lavori, ci preoccupiamo sempre di arrivi e presenze. Sembra quasi che il nostro must unico sia quante persone sono arrivate, e qui grazie agli aeroporti e al sistema di trasporto abbiamo dei numeri ufficiali. Dopodiché quanti di questi hanno pernottato nel territorio, che sono le presenze vere che poi emergono alberghiero ed extraalberghiero, con un tasso di dispersione molto importante. La mia domanda agli operatori, quando ci chiedono questi dati, che noi cerchiamo sempre di divulgare in modo molto preciso, soprattutto in ambito di call to action, è sempre: bene, ce li avete, ora qual è il passo successivo?
perché dall'elaborazione di questi dati non riusciamo ad avere una panoramica efficace rispetto a che cosa fa il turista. A noi non interessa quante persone vengono, ci interessa relativamente, ci interessa quello che fanno e quindi qual è la performance sul territorio, il valore creato. Grazie a voi questo, l'avevo commentato sul giornale, è non soltanto efficace, ma ci dà anche una segmentazione molto molto utile sul luxury e quindi sul segmento più evoluto che a noi interessa, per esempio per la Costa Smeralda. Eh sì, tieni presente, Antonio, che Global Blue ha una quota mercato del 70%, quindi tutto quello che avviene in ambito tax free sostanzialmente molto arriva sotto poi il cappello Global Blue, quindi la fotografia che noi restituiamo è molto indicativa del mercato. Parliamo di oltre 36 milioni di transazioni all'anno, 13 milioni di turisti internazionali, quindi quello che noi verifichiamo ci restituisce veramente quello che poi succede nei nostri territori. Noi facciamo tanti tipi di analisi, uno è quella che hai visto tu e che magari dopo vedremo insieme su Portocervo, che ho portato anche per questa intervista di oggi, ma facciamo anche tanti altri tipi di analisi molto più dettagliate sul turista internazionale, partendo dal passaporto e quello che poi ha speso nel suo viaggio qui in Italia. Andiamo addirittura a dare al brand un'indicazione su in quale via è preferibile aprire o no un'altra boutique. Andiamo a dare dati del tipo ok, è venuto un turista e ha speso nella mia boutique, ma poi ha speso anche in X brand competitor. Ecco, noi sono tutti dati puntuali che possiamo restituire ai brand affinché aumentino anche la loro capacità strategica e quindi attrazione del turista, dello shopper internazionale e di continuare a usare il tax free come leva di vendita. Ecco Perché, Andrea, parliamo veramente di arriva business. il turista, ma poi lo devi saper coinvolgere e devi sapergli fare quel passo in più che è la vendita. Ci hai raccontato con parole semplici, molto comprensibili, quella che è la business intelligence. Tante volte quando andiamo a presentare i dati e poi cerchiamo di far vedere lo scenario, in realtà nel costruire lo scenario cerchiamo di investigare, indagare e di farlo sul mercato del turismo, quindi una business intelligence. Fatta sui dati significa proprio costruire anche le opportunità. Allora grazie a voi noi saremmo in grado, perché il mio auspicio è quello che dataset come il vostro, nei limiti della privacy che dovete gestire, possono essere disponibili nell'ambito delle banche dati territoriali. E allora a quel punto, come dicevi prima, potremmo ragionare con il nostro operatore turistico sulle tante opportunità che ci sono. Sì, assolutamente. Noi abbiamo, e anzi stiamo continuando a implementare un nostro reparto di business intelligence a livello centrale per dare tutta quella vasta gamma di dati e di analisi di cui ti parlavo prima. Vedo qui proiettata una su Portocervo, non so se vogliamo iniziare a indagare. Ecco, un'applicazione, tutti sono curiosi, abbiamo creato l'effetto attesa, business intelligence sull'intero mercato, abbiamo visto prima le percentuali per la provenienza dei vostri clienti. Abbiamo una proiezione su Portocervo, quindi una realtà che ci riguarda molto da vicino e anche qui possiamo da un lato sfatare alcuni miti, ma dall'altro anche segnalare alcune tendenze. Portocervo, che cosa emerge dalla vostra analisi? Assolutamente sì. Allora, qua potete vedere il periodo maggio-ottobre, quindi 6 mesi di vitale importanza per la destinazione. Abbiamo scelto Portocervo perché nelle nostre analisi, tendenzialmente, soprattutto nel periodo estivo, andiamo a indagare quelle 4-5 top nazionalità estive, di cui Portocervo ovviamente fa parte. E abbiamo confrontato i dati di questi 6 mesi con i 6 mesi precedenti del 2022. Cosa abbiamo notato? Che a Portocervo la spesa tax free dei turisti internazionali in questo anno è aumentato del 27%, quindi abbiamo una destinazione in crescita e in crescita anche a livello di scontrino medio, una crescita del 5% che ci fa arrivare lo scontrino medio a 2.500 euro, oltre 2.500 euro. Quindi questi sono già dati che ci dicono la crescita che il turista internazionale, che ovviamente ha speso nel tax free, ha fatto a Portocervo nei 6 mesi. Però possiamo andare a vedere anche le nazionalità e ci sono alcuni elementi interessanti anche a livello di nazionalità. Intanto il 50% della spesa è fatta da 2 nazionalità, americani e arabi. Questo, diciamo, è in linea con il dato nazionale, sono le 2 nazionalità principali a livello tax free
nel 2023, un anno ovviamente ancora sotto l'insegna dell'assenza dello shopper cinese, che nel 2019 era la prima nazionalità a livello nazionale. Ma a differenza dell'Italia abbiamo una maggior presenza in termini di spesa e di contribuzione del turista e dello shopper arabo. Quindi Portocervo riesce ad attrarre di più questo tipo di shopper. È interessante anche, Antonio, il 10% invece di turista britannico. Perché dico che è interessante? Perché i britannici, soprattutto prima della pandemia, erano esclusi dal meccanismo del tax free shopping perché erano ancora all'interno dell'Unione Europea. Quindi per il tax free sono una sorta di nazionalità emergente in continua crescita, e saper approcciare e attrarre anche questo tipo di turista grazie alla leva del tax free può sicuramente aumentare le vendite, quindi le performance dei brand che E per noi è operano. ancora più interessante perché UK rappresenta uno di quei mercati di provenienza storici per la Sardegna, e quindi poter monitorare i comportamenti di spesa e analizzarli anche in funzione del network aeroportuale che ci consente di sviluppare molte relazioni diventa ancora più strategico. Ecco, da questo punto di vista hai selezionato anche i settori nei quali si spende maggiormente e che voi monitorate. Sì, noi facciamo anche ovviamente analisi sulle categorie merceologiche, vediamo come 8 acquisti su 10 stiano nella categoria fashion and clothing. Questo onestamente va abbastanza sul trend nazionale. È interessante però notare come ci sia, seppur di poco, un aumento di spesa su questo settore merceologico rispetto ai 12 mesi precedenti. Ecco, ci hai richiamato più volte il trend nazionale, perché l'altro aspetto interessante è proprio fare un benchmark tra le diverse destinazioni. In questo caso stiamo segmentando le destinazioni lusso e quindi possiamo anche renderci conto se la spesa di Portocervo è più o meno allineata, ma in quali percentuali. Allora, io qua ho fatto vi propongo una tabella sulle destinazioni estive. Come vi ho detto prima, abbiamo preso le top destinazioni. Portocervo è collocata molto bene, nel senso che togliendo Capri, che è una destinazione un po' da tutto l'anno, se mi è concesso, e che vale comunque quasi il 50% tra le destinazioni che abbiamo selezionato, del Portocervo si colloca subito dopo, ha una contribuzione della spesa pari al 13%, un aumento rispetto all'anno precedente tra i più alti, tra almeno le prime 5 top destinazioni, superata solo da Taormina, e quindi vuol dire che cresce più di Capri, cresce più di Forte dei Marmi e cresce più di Portofino. E in assoluto ha lo scontrino medio più alto. Come vedete è l'unica destinazione che registra uno scontrino medio sopra i 2.000 euro. Per vedere la destinazione con lo scontrino medio più alto, tolto Portocervo, c'è Forte dei Marmi con 1.667 euro. Per cui Portocervo si colloca davvero al top tra queste destinazioni estive, e i numeri lo certificano. Ecco, abbiamo una destinazione del lusso sicuramente attiva per meno mesi rispetto a Capri, come ci ricordavi tu, però questo trend crescente con questa performance dello scontrino medio ci lascia ben sperare anche per i successivi anni, perché il settore lusso, almeno vedendo le tendenze, è in espansione. E da questo punto di vista, proprio grazie ai vostri dati, potremo fare anche un'attenta pianificazione, ovvero cercare di capire, a fronte di queste tendenze, quale turista ci aspettiamo per il prossimo anno e anche investire su quei settori che sembrano essere i più performanti. Ecco, da questo punto di vista, tu pensi che si possa creare una dashboard condivisa a disposizione del territorio? Cioè pensi che si possa avere una partnership tra noi nei modi che riterrete, in modo da consentire ai nostri operatori, magari quelli segmentati verso l'alto, di poter individuare queste tendenze e ragionare con voi proprio sugli aspetti tecnici, magari mediati da noi nell'ambito del progetto? Allora, io penso sia fattibile. Tutti questi tipi di dati sono sicuramente condivisibili, ce ne sono poi magari alcuni dati più puntuali su cui giustamente bisognerebbe fare un tipo di analisi
su cosa poter condividere o meno, ma per una semplice ragione di business, perché ovviamente sono dati che noi anche vendiamo sul mercato come elementi consulenziali, quindi se poi diventano di dominio pubblico ovviamente non possiamo autocrearci concorrenza, no? Però questi tipi di dati che ho mostrato oggi, più altri su cui si può ragionare insieme, assolutamente possiamo trovare il modo, ragionando insieme, di come darli a disposizione del mercato, assolutamente sì. Andrea, ho visto di recente che siete stati impegnati su diversi fronti nazionali e internazionali per presentare i vostri dati, la vostra attività, eventi di sicuro pregio nel panorama turistico, ma non solo. L'evento con Alta Gamma ha segnato il passo per tutto il luxury e le tendenze in Italia, ma con una prospettiva internazionale. Siete molto attivi nel fare comunicazione, tu sei responsabile della Communication and Partnership per il vostro brand e sicuramente avete tanti altri progetti. C'è qualcosa che ci consigli di seguire? C'è qualche evento che voi state promuovendo o nel quale siete partner che ci potrebbe regalare informazioni preziose sull'andamento del settore turistico o dell'economia in generale? Allora, guarda, sicuramente ti avrei citato Alta Gamma perché noi siamo soci dell'associazione, da anni partecipiamo con focus ad hoc e anche per l'occasione Alta Gamma è stata qualche settimana fa, il 14 novembre, abbiamo dato dei dati in esclusiva e abbiamo anche detto in quel consesso come la spesa tax free sul lusso abbia registrato un più 15%, quindi c'è una crescita tendenziale che abbiamo mostrato e che abbiamo dato in quell'occasione. Prossimi eventi ne abbiamo uno al 15 dicembre, torna lo Shopping Tourism, anche qua saremo main sponsor, andremo a analizzare il turismo dello shopping in Italia, porteremo anche lì dei dati interessanti, tra l'altro saremo all'interno del panel Luxury, anche lì, per cui quello può essere una prima occasione di approfondimento da seguire. Ottimo, Andrea, io ti ringrazio davvero, dati tutti interessanti, la platea qui davanti a noi ti ascoltava con grande interesse, sono sicuro che questo sarà il primo incontro di una serie che organizzeremo, portandoti anche qua in presenza per analizzare insieme dati e, perché no, ragionare su questa dashboard per il territorio che sarà sicuramente utilissima. Andrea Maccagno, Global Blue, grazie. Grazie mille a te Antonio e grazie a chi ci ha ascoltato, rimaniamo in contatto. Buon proseguimento. Ciao, a presto. Bene, Lucio, a te le chiusure. Bene, chiamerei qui insieme a noi il comitato scientifico. Ma che bello, tutti riuniti. Tutti riuniti. Manuela, Maria Elena. È il momento di ringraziare tutti, insomma, Terra di Punt, Nicola, Torre Cubedu, il service che ci ha supportato, la struttura di Geasar che è sempre con noi. Naturalmente tutti voi, Robert, Gianluigi, Gianfranco, Grazie, Antonio, grazie Maria Elena e Manuela. Vi diamo appuntamento al prossimo anno. Chiediamo a tutti di seguirci, Lucio, perché certo, lasceremo naturalmente. online. Sui nostri... Soprattutto possono andare a verificare quello che abbiamo fatto in questi 7 anni su YouTube. Abbiamo un archivio digitale molto interessante, veramente unico. E naturalmente siamo a vostra disposizione per chiarimenti, suggerimenti, quindi avete i nostri riferimenti e fatevi sentire. Grazie a tutti voi. Grazie ancora. a te, grazie buona a tutti. serata. Grazie. Grazie.